Buonasera a tutti ragazzi da Napoliello 87, siamo in live. Intanto vi faccio presentare gli ospiti. Da chi partiamo? Da Walt. È un piacere essere di nuovo qui, ragazzi, buonasera. E niente, proviamo a distrarci un po' e a scordarci quello che è successo, no? Perché dobbiamo per forza distrarci. Intanto presenta il tuo canale. Ragazzi, il mio canale oramai sono 5 anni che faccio video e con discreti risultati, sono molto contento. E sono contento anche del fatto che comunque ci sia un'interazione con tifosi anche di altre squadre. E niente, se volete passare, tanto mi chiamo Walt, dovreste trovarmi. Passiamo Quindi, da Caffè Napoli. Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao Walt, ciao Nello, buonasera a tutti gli amici bellini che si stanno approcciando. Io sono Valerio Fluido, canale Caffè Napoli 1926 e insomma da quando è il momento della pandemia che ci stiamo mettendo un pochino più di impegno perché c'è poco altro da fare in realtà e quindi parliamo un po' del Napoli, facciamo un po' di approfondimento. Nello Casacuomo. Sì, buonasera a tutti, ciao Napoliello, ciao Walt, ciao Caffè Napoli. La prima volta che partecipo, grazie di questo invito per parlare un po' del canale. Penso che io sono uno dei primi a creare il canale grazie da tifoso del Napoli, ce l'ho da 10 anni. Madonna. Faccio live reaction con mio padre, che mio padre è uno spettacolo, ve lo consiglio assolutamente. Peccato siamo stati 4-5 anni fermi, però l'importante è riprendere per il nostro Napoli, che ultimamente non ci sta regalando gioia, però testa alta e andare avanti. Comunque ragazzi, un consiglio che sui canali ho messo in descrizione tutti e tre i canali, passate a vederli che non ve ne pentirete perché vi divertite, specialmente ognuno ha il suo pezzo forte. Per esempio andiamo sul canale di Walt, vediamo Walt che bestemmia mezzo romano, mezzo napoletano eppure tifa Napoli. Poi vai sul canale di Caffè Napoli, lo vedi con gli occhiali, lo vedi senza occhiali, poi lo vedi, cioè fa di tutto, è incredibile. Caffè Napoli da New York ti vende qualsiasi cosa, cioè è stupendo. Dovete andare a vedere l'ultimo video che poi ha fatto su Gattuso, ragazzi, perché veramente tanta roba, vi spiega tutto sull'andamento del Napoli, la situazione attuale che sta vivendo il Napoli. Andate, voglio. Invece riguardo a Nello Cuomo, il canale di Nello Cuomo, mamma mia, il padre e il figlio insieme è una cosa, già è una cosa bella vedere un padre e il figlio insieme, poi esultare a quella maniera sono veramente unici, ragazzi, veramente tanta roba. Andate pure da Nello, che non ve ne pentirete, voglio vi divertite. Niente, questo ho detto la mia. Ora saluto tutti in chat e niente, partiamo subito da Walt dicendo: Walt, te che ne pensi del fatto Gattuso out, che tutti i tifosi, la maggior parte, perché poi sappiamo che la tifoseria è sempre divisa a metà, chi vuole Gattuso e chi lo vuole fuori. Te, Walt, allora, io penso che innanzitutto che bisogna fare una premessa, cioè la tifoseria del Napoli. La tifoseria del Napoli è una delle più complicate. Io come la posso associare un pochino a quella della Roma come tipo di ambiente, secondo me. In Italia, secondo me, queste due sono molto simili e si discostano da tutto il resto. Essendo molto passionali, ovviamente quando vediamo qualcosa che non va, tendiamo sempre ad andare contro, che una volta può essere l'allenatore, un'altra volta può essere Insigne che sbaglia il rigore e così via. Qual è il discorso? Il discorso secondo me è che bisogna un po' capire che cosa si vuole fare e un po' capire su quello su cui si è puntato. Io ho cercato comunque in questi anni di discostarmi dalla massa, perché ho notato che molte persone, per fortuna è minoranza del popolo napoletano, però ce ne sono molti, ci sono molte persone ottuse, molte persone che coi paraocchi che dicono questo va così, allora è così. Nella vita non è tutto bianco o nero. Nella vita, se tu hai Insigne che ti sbaglia il rigore, non è colpa di Gattuso. Se tu hai 11 persone che camminano in campo, non è colpa di Gattuso. Allora, che poi nelle ultime partite Gattuso non ci abbia capito niente, è un altro discorso. Io non credo sinceramente che l'unico problema qui sia Gattuso, perché io credo che
il problema che c'è al Napoli, a parte Ancelotti, la parte del 4-4-2 che lì fu uno scandalo perché veramente metteva in campo i calciatori che non erano nel loro ruolo, ma la colpa del Napoli, il problema del Napoli è stato sempre un fatto di mentalità, il fatto che quando tu devi fare la partita, quando tu devi giocare quella partita, tu ti caghi in mano. Tranne contro la Juventus che abbiamo vinto 1-0 quella volta, ogni volta che il Napoli deve fare il passetto in avanti, o si crede troppo forte o si crede troppo scarsa, non gioca. La partita col Verona era, come ho detto nel mio video, il test di maturità, era credo una delle partite più importanti della stagione, perché tu dopo la Juventus dovevi far vedere che eri una grande squadra contro una squadra che dovunque va in Serie A sta facendo il culo così a tutti come gioco. Poi può perdere, ma tu sapevi di stare andando contro una grande squadra. Come gioco, mi ricorda un po' l'Empoli di Sarri, come gioco, anche se l'Empoli di Sarri non aveva questi risultati. Ragazzi, il Verona ha 30 punti, il Verona sta avendo un cammino che li potrebbe portare a 60 a fine campionato di media. Stiamo parlando di una squadra forte e stiamo parlando di un Napoli che dopo aver perso la Supercoppa si presenta con quell'atteggiamento, perché io posso capire Gattuso, posso capire le critiche a Gattuso, ma nel momento in cui Isai passa la palla in mezzo, cioè quello là, il miracolo di Meret, ragazzi, parliamoci chiaro, è dettato da un passaggio di Isai in mezzo che non si fa neanche nei dilettanti, è dettato da una troppa sufficienza. Comunque ho capito quello che vuoi dire, praticamente c'è tanti giocatori che non seguono l'allenatore, secondo te? Io credo più che altro che ci sia un atteggiamento di sufficienza, un atteggiamento da dire noi lo scudetto non lo possiamo vincere perché Inter e Juventus sono più forti. Stiamo facendo bene, tutto sommato, abbiamo vinto una Coppa Italia, quindi che cosa volete che cosa volete lamentarvi a fare? Tanto stiamo lì vicino, andiamo a passeggiare, ma non è colpa di Gattuso. Allora io dico, questo non è colpa di Gattuso. Questa è colpa da una parte della società, che la mentalità la imprime, secondo me, in primis la società. E in secondo è colpa dei giocatori, perché se io vedo anche contro lo Spezia, se io vedo un Mario Rui e un Di Lorenzo che camminano, c'è un rimbombo? No, io sento bene. Ah, ok. Voi ragazzi. C'era un ritorno per 2 secondi. L'ho sentito pure io, sì. Se io vedo un Di Lorenzo e un Mario Rui che camminano verso la porta sul secondo gol dello Spezia con la palla che rimane lì, continuo a sentirlo. Vabbè. Se io vedo questi qua che camminano, se io vedo Di Lorenzo che non fa una diagonale difensiva, se io vedo Isai che c'ha i piedi a rombo, se io vedo Maximuccio che fa una partita all'anno e la sbaglia, se io vedo Demme che è il migliore in campo del Napoli, e per essere Demme il migliore in campo del Napoli vuol dire che non ha funzionato niente, ma non perché Demme sia scarso, ma perché Demme è quel classico giocatore che non si nota. Demme è quel classico giocatore che ti fa girare la squadra ma non si nota. Se si nota Demme vuol dire che tutti gli altri non hanno fatto niente. Insigne camminava a testa bassa. Ma non era l'unico che camminava. No, ma ti sto facendo gli esempi. Vuol dire che c'è un problema di testa da parte di tutti. Comunque, arrivando al dunque, perché poi do la parola pure a Caffè Sì, Napoli, scusate. a Valerio e Annello, no? Per me il problema non è solo Gattuso e non va cacciato ora. In questo momento no. Gli No. daresti almeno altre 2 o 3 partite per vedere come va, se perde per Io gli dire, mettiamo le corna a terra, per dire perde altre 2 o 3 partite di fila, no? Esatto. Allora, a quel Se punto- dovesse perdere altre 3 partite di fila, Bravo, e corna, amico Valerio, bravo. Stiamo dappertutto. lei inizia a farti 2 domande. Facciamo pure una rattata. Allora, vai, Valerio, dice a tu. Va. Vabbè, Gualto dice bene perché l'ambiente lo sappiamo che è così. Un po' tutti sono trancianti molto spesso e non è nemmeno colpa tanto dei tifosi. Io prima di cominciare a fare i video, io stando a New York, il mio quotidiano era guardarmi tutte le trasmissioni, ma quando dico tutte, anche quelle che non mi piacevano, proprio per capire, fammi vedere questi dove vogliono arrivare nell'informazione, perché si sa, fai una trasmissione in più del Napoli, c'è qualcuno che ti guarderà e in qualche modo li influenzi. Allora qualcuno fa l'approfondimento vero e proprio e giustifica le cose che dice facendotelo vedere con delle lavagne, con i numeri,
E allora tu dici ok, questo è inconfutabile perché altri invece semplicemente sparano quello che devono sparare e poi il pubblico lo recepisce e lo porta avanti. L'ha detto in televisione, quindi c'ha ragione, do ragione a lui e porto avanti questa cosa. Lo portano sui social quelli che vanno contro sono più rumorosi di quelli che vanno pro. E quindi si crea questa cosa. Oltretutto in questo periodo storico i giocatori sono guagliuno, sono più giovani di me, alcuni di voi, quindi praticamente stanno sui social 24 ore su 24 e leggono tutto. All'epoca c'era giusto il Corriere dello Sport che ti lasciava un voto, ma poi ciao, voglio dire, riportano tutte le voci su e c'è il bordello. tutto, e guardano personalmente, quando non glielo riportano gli altri, guardano loro personalmente. E quindi, visto che un mio cavallo di battaglia è che questa squadra è fragile mentalmente, perché lo è, perché l'ha dimostrato in questi anni, aggiungici questo alla confusione che si crea ogni qualvolta il Napoli stecca un paio di partite e non dimostra la continuità, è chiaro che si rompe tutto ed è più facile dire fuori all'allenatore, perché però io, come diceva bene anche Walt, nel momento in cui possiamo contestare certe decisioni di Gattuso adesso, le contestiamo dopo che lui stesso ha detto c'è stata un'involuzione ultimamente, non mi sta piacendo certe cose e certe cose mi prendo anche la responsabilità io, eccetera eccetera. Però dobbiamo essere onesti a dire come reagivamo. Guardiamo le nostre stesse reaction e i commenti sulle nostre reaction quando il Napoli faceva bene all'inizio. Eravamo pazzi a esaltarci o tutto è venuto a mazzo? Era solamente una giocata dei singoli? No, certe cose funzionavano. Quindi un po' di equilibrio, capire se agli errori di Gattuso si può aggiungere un periodo anche sfortunato dove tu perdi la punta di diamante che era Osimhen, che ti aveva cambiato completamente la cosa. E se mi vengono a parlare di 4-3-3, io devo ricordarvi a tutti che con il 4-3-3 non segnavamo più, facevamo il giro palla sterile, il gioco all'indietro di cui tutti si lamentano, e quindi si è dovuto cambiare proprio per essere verticali e per segnare un pochino di più. Poi, come dicevi te nel video che hai fatto, una cosa che mi è piaciuta che hai detto te, Gattuso, tanti criticano Gattuso per il gioco, ma Gattuso l'idea in questa partita ce l'ha avuta pure, come dicevi te. Non è un caso se Demme ha fatto quel lancio per cercare, capito, per cercare l'attaccante, Lozano, perché Lozano in velocità si sapeva che dava fastidio alla difesa del Verona, saltava l'uomo e andava in porta. E Lozano, se ci fai caso, Lozano fa il movimento, lo sa già, era proprio studiato. Lui parte dall'esterno, taglia subito a dentro e Di Marco non lo prende più. È stata così Gattuso, facendo i lanci dai difensori, dai centrocampisti all'attaccante. Poi può piacere o non può piacere, può essere un gioco bello o non bello, questo è un altro paio di maniche. Si può dire, se volevi giocare con questo lancio magari potevi mettere un Lobotka, potevi mettere uno Zielinski dietro, un Elmas invece di Bakayoko, ed è giusto, ed lo accetto, ed è una discussione che entra nella tattica, va benissimo. Però se tu vedi che poi i giocatori decidono nel momento di difficoltà, staccano la spina perché è venuto il momento di difficoltà del pareggio e loro andavano a 1000, sono venuti meno proprio sul piano di gioco, Gattuso lo deve dire e lo ha dovuto dire, perché in questo caso l'avevano preparata bene. Con la Juve l'hai preparata male probabilmente. Allora, aspetta, io su questo ho una cosa da ridire, perché su tutte le altre partite anche, ma nell'ultima, se tu pensi di giocare in ripartenza con Lozano contro un Verona che è la terza difesa, era la terza difesa in campionato più o meno, mi sembra, ora ha subito meno gol di noi, che eravamo la prima. Se tu pensi di giocare così, con lancio lungo, quando quelli si chiudono e difendevano in 8 loro, ma anche sull'1-0 nostro, loro difendevano in 8. Se tu pensi questo, per me questa partita l'hai preparata comunque male. Secondo me in questa partita Gattuso qualche responsabilità ce l'ha, qualche, perché dall'altra parte se i giocatori avessero giocato in un modo o nell'altro, con 8 punti che avevamo alla fine giocavamo col 3-0-7, perché Mediano giocava Zielinski, cioè nel senso col 3-0-7 giocavamo alla fine. Un gol lo fai se ci metti la testa, secondo me.
Ma dipende, alle volte tu più attaccanti metti, più ti intruppi al centro, è più Sì, questo sì. una questione di arrivarci, perché poi quando loro si chiudono è giusto anche così. Ma tu potevi fare anche il discorso, io ho visto qualche lancio lungo, se Petagna viene a fare la lotta al centrocampo, ti stai tirando un uomo perché loro giocano a uomo, quindi ti stai tirando un uomo, si crea uno spazio, se vinci una seconda palla con Bakayoko, che secondo me questa era l'idea, con Bakayoko vinci una seconda palla, subito la ripartenza e ti trovi i velocisti che possono andare. Poi ti ripeto, le partite le puoi sbagliare, l'avversario può essere più forte, tutto bene. Però da qui a dire se giocavamo con il 4-3-3 vincevamo, è lì che mi blocco e dico non sono sicuro. No, Poi, neanche io. ragazzi, dice Forza Napoli, per me il problema principale era che i calciatori si sono scocciati di sentire le urla di Gattuso 90 minuti su 90. È un dato di fatto, urla sempre, fa scoppiare la testa a noi tifosi, figuratevi ai giocatori. Fa buono, cioè, ma scusate, ma se quelli camminano in campo, ma che deve fare? Continuate così, ma scusate, Il Napoli ha giocato i primi 10 minuti. Il Napoli ha giocato i primi 10 minuti. No, diciamo 20, dai. Ha fatti 20 minuti. Poi dopo preso il gol del Verona non ci ha capito più niente il Napoli. È andato proprio in crisi, cioè camminavano in campo. Cioè, ma ti rendi conto? Io ho visto Bakayoko, perché poi un gol di Lorenzo, cioè proprio era a centrocampo, è colpa sua, non è andato in copertura, è tornato Lozano per recuperare la cosa, chi è? Di Marco. Di Marco. Poi il secondo gol Bakayoko si è perso proprio Barak, ma l'hai visto Bakayoko? Camminava. Barak si è inserito e Bakayoko camminava, non correva nemmeno, a un certo punto si è fermato pure. Comunque stiamo vedendo l'importanza di Caillon ora. Stiamo vedendo l'importanza di Caillon, perché quei buchi che lasciavi lì prima... Tornava lui, bravo. No, ma anche Lozano torna, ma qual è il discorso? Che il posizionamento di Caillon e Lozano è diverso, perché Caillon ti bloccava proprio la ripartenza. Tornava proprio Caillon ti bloccava la ripartenza. Sì, perché praticamente lui faceva terzino e esterno, faceva entrambe le fasi. Esatto. Cioè, E invece Lozano cerca di ritornare, ma è un'altra cosa, cioè sì, non è lo stesso lavoro. È diverso. Comunque te, Valerio, praticamente sei per il fatto che deve restare Gattuso. Per me, se perde le prossime 4 vuol dire che non hai più la squadra in mano ed è normale che devi fare il cambiamento. Però ricominciare da capo, non lo so, o viene Mourinho, cioè capisci, un allenatore talmente assurdo di carisma e di cose che ti cambia la squadra dall'interno, altrimenti ragazzi un traghettatore che poi si ricomincia a giugno, non uno che come è stato con Gattuso lo porti per traghettare, poi dopo ti convince un pochino perché vinci la Coppa Italia, poi dopo ci devi puntare, capisci? Servirebbe la chiarezza da parte della società, questo chiedo, cioè si punta su Gattuso, così anche i giocatori sanno che Gattuso resta. Allora te lo rinnoveresti anche subito Gattuso? Se la società crede in Gattuso dovrebbe uscire con il rinnovo per spegnere le notizie così i giocatori si danno anche una mossa, secondo me. Ok. Prima di passare da Anello, diceva Fabio Caffo, vi posso fare una domanda? Sì, certo, fai la domanda così vi rispondiamo alla domanda. Allora, Roberto dice sul primo gol è colpa di Lorenzo, sì, infatti è così. Allora, Nello, di la tua riguardo Gattuso, se ha le colpe. Allora, per me, sinceramente, Gattuso deve ancora rimanere, perché prima cosa voglio ricordare che abbiamo giocato senza un attaccante, cioè, o meglio, senza Osimhen dal 5 novembre, senza Mertens dal 16 novembre, con Osimhen ancora indisponibile. Abbiamo dovuto giocare con Petagna, che per me praticamente la maggior parte delle partite sembra un mobile. Quindi magari si impegna per la squadra sicuramente, ma serve l'attaccante che fa i gol. Purtroppo non andava tanto bene. Poi comunque capita quella partita con la Fiorentina 6-0 che magari ti va tutto bene, infatti lì Petagna ha giocato bene, comunque qualche partita riesce, però poi dopo un 6-0 non è che poi fai 2 prestazioni proprio al di sotto proprio. Cioè con la Juve troppo attendista con tanta paura. Sì. Ieri, cioè, partiamo col vantaggio, non si può sprecare un vantaggio dopo 9 secondi
e veniamo praticamente travolti. Non esiste, ma può essere anche il Verona, sicuramente è comunque in forma, però essere travolti così dopo che passiamo in vantaggio subito non va bene, non va assolutamente bene. No. Gattuso deve rimanere, però qualche colpa ce l'ha, però deve rimanere. Penso che Al momento deve restare. queste partite lo diranno, comincia da giovedì con lo Spezia nei quarti Perché di Coppa aveva tutti Italia. a disposizione, dici te, e allora da lì Sì, io penso che allora se con tutti a disposizione nemmeno riesce a dare risultati, allora mettiamoci l'anno in pace e cambiamo. Poi parlando dei 3 gol subiti del Verona, guardate caso, è arrivato tutti dalla parte di Di Lorenzo. Per me i terzini si deve proprio cambiare tutti. Di Lorenzo è riuscito a fare un'ottima stagione l'anno scorso, quest'anno Di Lorenzo proprio, anche perché molto discontinuo, anche perché gioca sempre. Non abbiamo la riserva. Sono d'accordo. Anche per non voglio dare nemmeno 100 anni a Di Lorenzo. Però quindi alla fine ragazzi, per me io dico una cosa, per me anche a centrocampo è molto importante Demme, deve sempre giocare per me Demme. Demme deve giocare assolutamente al posto di Fabian Ruiz, assolutamente. È fondamentale, deve giocare. Perché è un giocatore che ha la visione del gioco come nessuno che abbiamo attualmente al Napoli. Cioè, è lui che sa gestire il pallone, è lui che ha visto che lancia che pallone ha messo a Lozano. Sì, ma assolutamente. Molto meglio di Fabian Ruiz. Certo. Ma poi Fabian Ruiz è assolutamente adatto. Finisce anche in aria a riempire l'aria, perché quando giochi con una punta devi riempire l'aria. Recupera i palloni. Di ritornare indietro dopo aver fatto il pressing così, cioè Demme sta veramente dimostrando come devi fare il mediano a 2, perché devi fare la doppia fase, e se lo fai con sveltezza come lo fa lui va bene, con la lentezza, già Bakayoko è lento, se ci aggiungi Fabian vicino ma ragazzi, la manovra del Napoli non parte senza parte con Bakayoko. Fabian è mezzala, però Fabian è mezzala. Allora sono d'accordissimo su questo discorso, però l'errore è metterlo lì, perché se tu metti Fabian a fare il mediano non ti puoi aspettare che Fabian ti faccia i miracoli, perché Fabian è mezzala. Fabian è la classica mezzala da 4-3. Allora se tu lo metti a giocare a mediano e ti aspetti che Fabian ti faccia da regista o che ti faccia la fase difensiva, ma noi ci ricordiamo l'anno scorso quando invece di Bakayoko il 4-3-3 faceva il regista. No, c'era il 4-4-2 con unici 2 mediani, Zielinski e Fabian, cioè nel senso ci ricordiamo i buchi che avevamo. Ma è ovvio, metti una mezzala e attualmente un trequartista, perché Zielinski sta facendo quello, ma Zielinski anche lui per me è una mezzala. Metti 2 mezzale a fare i mediani, e per questo Demme attualmente è così importante. Ma te alla tre quarti non ti piace trequartista da Zielinski? No? Ti piace più mezzala? A me piace più mezzala, perché Zielinski ti dà quel cambio gioco e ti dà soprattutto, ti salta l'uomo. Zielinski ti dà quella superiorità numerica sulla sinistra che con Insigne fa sì che il Napoli lì è sempre pericoloso col 4-3-3, sempre. Sei d'accordo voi, Valerio, Nello, il fatto di Zielinski trequartista o mezzala come dice Quart? Secondo cambia veramente pochissimo, ragazzi, perché nella fase di non possesso tu comunque devi fare la fase difensiva, che tu sia trequartista. Allora, nel 4-2-3-1 Zielinski da trequartista diventa seconda punta, si difende 4-4-2. Sì. Se non lo fa sta sbagliando lui, perché Gattuso si vede chiarissimo, le partite in cui sono in forma si vede proprio chiaro le 2 linee da 4. Per quanto riguarda Fabian, sono anche le caratteristiche del giocatore. Lui sicuramente da mezzala si sente più vicino alla porta, si sente anche più invogliato, magari perché può provare il tiro, eccetera, eccetera. Però a 2, Fabian e Zielinski abbiamo giocato contro il Parma, contro il Genoa, contro l'Atalanta, abbiamo giocato a 2 con Fabian e Zielinski, che è tatticamente un obbrobrio, perché tu dici chi lo fa il filtro, sono d'accordo, ma quando va tutto bene, quando tutti stanno facendo le cose loro e sono verticali, c'hai la qualità al centro. Contro l'Atalanta Fabian Zielinski 4-1 senza storia, non lo puoi fare sempre. Ma perché è successo questo? Tu mi hai nominato tutte partite che, se ci fai caso, allora, a parte la bravura del Napoli, l'Atalanta, ragazzi, parliamoci chiaro,
cioè c'aveva una difesa imbarazzante, cioè l'Atalanta ogni lancio lungo che facevamo noi stavamo in porta. Ma sono sempre quelli che hanno affrontato il Milan. Poi magari erano in una fase diversa, magari sono stati sorpresi dall'ambaradan che abbiamo creato con Osimhen, con Lozano, scusciavamo da tutte le parti. Loro si prendono questo rischio dell'1 contro 1 perché sanno che col potenziale che hanno in avanti molto spesso ne fanno uno più dell'avversario. E secondo me questa è un pochino l'idea che dovrebbe adottare il Napoli per sfruttare i velocisti che abbiamo. Ti prendi anche qualche rischio, però magari in avanti sei più propositivo e puoi creare di più, però noi non segniamo. Andiamo avanti un po' con le domande, perché c'è Fabio ci dice: secondo voi allenatore a parte può essere questi mercenari di calciatori, visto che non abbiamo una rosa, una guida alla Ibra, scelgono quale competizione impegnarsi di più? Parto da Walt, secondo te? Secondo me non è un discorso di competizione. Secondo me è un discorso che i giocatori sono molto influenzabili, i giocatori del Napoli, per l'ambiente. Ma perché? Perché è un ambiente che ti galvanizza molto quando fai bene ed è un ambiente che ti butta giù se vai male. Quindi non è un fatto di competizione, è un fatto che se tu sbagli 1, 2, 3 partite ci sta pure. Ma il Napoli, allora io vi voglio leggere un secondo una cosa perché me l'ero preparata qua. Noi dopo il 4-0 col Crotone, vi leggo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto 1-1 con la Real Sociedad e vabbè, con la Sampdoria abbiamo vinto, ma abbiamo sofferto, pure là. È stata una vittoria sofferta. Con l'Inter abbiamo giocato solo noi, ma abbiamo perso. Con la Lazio, una delle partite più brutte degli ultimi 2 anni. Col Torino, scandalosi, abbiamo pareggiato per una magia di Insigne. Poi, Cagliari-Napoli, 4-1, chi ha visto il mio post partita lo sa. Io non ero contento, che tutti mi dicono sei contento quando il Napoli vince e poi scendi e sali dal carro. Io la dissi, ragazzi, qua oggi la partita l'abbiamo vinta perché Zielinski ha fatto il fenomeno 2 volte e appena ci hanno pareggiato Zielinski ha fatto il golasso e ce l'ha le partite all'ultimo l'abbiamo ripresa. Se guardi quella di Insigne, quella di Bakayoko con l'Udinese, poi la Spezia, con lo Spezia 2 azioni hanno fatto, ci hanno segnato, abbiamo perso. Con l'Udinese, vogliamo parlarne? Una partita brillante pure quella, non mi sembra. Con l'Empoli abbiamo preso 2 gol, che poi l'abbiamo vinta in scioltezza, ma abbiamo preso 2 gol dall'Empoli. Come li abbiamo presi? Hanno fatto Eurogol e sono d'accordo, ma tu stai pareggiando con l'Empoli fino a 10 minuti prima della fine della partita. Con la Fiorentina si sono visti i coglioni, ma contro una squadra inesistente. Con la Juve e poi ora col Verona. Cioè, è un Napoli che sta in questa situazione da 1 mese e mezzo. Per questo, secondo me, ora che prima i risultati arrivavano in un modo o nell'altro, tu riuscivi a mettere la pezza. Ora che la pezza non riesci più a metterla, per questo i tifosi sono tanto arrabbiati, i calciatori lo sentono e succede quel che succede. Lobotka, chi è? Sì, queste sono le allerte abbiate pazienza. Fatemele spegnere. Allora, leggiamo questa. Napoli, domanda per tutti: ma voi ci credete in Osimhen? Inizio a avere dubbi. Allora, ragazzi, Osimhen, da chi partiamo? Vai Valerio, che ne pensi di Osimhen? Passo Annello che ha parlato di me. Annello sì, che ancora non ha... Bravo. Vai, Annello. Osimhen bisogna ancora vederlo. Già lo giudicano male, ma sinceramente ha fatto 7-8 presenze. 6, questa era la sesta presenza in campionato. 6. Quindi e ha fatto 2 gol. Non è proprio... Quindi, cioè, da giudicare, già dicono che abbiamo buttato i soldi, che poteva comprarne meglio, cioè, noi ancora deve giocare con noi, praticamente. Si è allenato. Quindi non mi sembra ancora il caso di Io penso che il talento c'è. E si è visto, ma proprio per come mi ricordo la partita di Parma appena quando entrò subito, poi col Genoa non segnò, ma fece 2 assist. È stato un inizio splendido per Osimhen, assolutamente, non c'è nulla da dire. Ma giudicarlo totalmente ancora no, perché ha giocato poco. Sono d'accordo, secondo me lo dovrai vedere giocare almeno un girone di ritorno per poi giudicarlo, ma non 3 partite, 5 partite. Quando ha giocato un girone di ritorno che sono comunque 19 partite, allora qualcosa puoi dire su Osimhen. Certo. Cioè puoi avere un giudizio, ma così che giudizio dai su un giocatore che nemmeno ha toccato il campo, appena 3 partite all'inizio? Quando ha fatto? 6 partite. C'è la nostra tifoseria, stiamo sempre lì a parlare. Subito ragazzi, non si può criticare. Ragazzi, sono un 22enne
È un 22enne che 3 anni fa giocava al Wolfsburg e che si è infortunato dopo 2 mesi, essendo pagato un sacco, con un sacco di pressione addosso, e ha giocato 6 partite. Dire che è un flop vuol dire non vedere le partite, vuol dire non sapere niente di E pallone. poi, come diceva Valerio, sempre nel video che ho visto, diceva: fateci caso, quando c'era Osimhen, il Napoli riusciva a fare tanti gol e si prendeva tanto spazio Osimhen, perché i difensori andavano proprio su Osimhen e gli esterni riuscivano a fare gol, cioè si liberavano gli esterni e poi facevano gol, che era Lozano, che era Insigne, che era Politano, capito? No, senza dubbio ti dava la variante tattica. Poi è acerbo, deve imparare un sacco di cose, può studiare da Mertens un sacco di cose sicuramente. Mi piacerebbe, ecco, che ci fosse anche un'altra punta, più punta di Mertens con cui studiare certi movimenti, perché Petagna è un giocatore completamente diverso, quindi è difficile, però è chiaro che con i movimenti che fa, con l'irruenza, con quella freschezza dei 20 anni anche, che si butta addosso ai difensori. Io ricordo proprio col Parma, ragazzi, un lancio di Yusai dalla sinistra col destro in profondità, un lancio di Yusai che era troppo lungo, onestamente, ovviamente. Lui ci arriva, riesce a scavalcare il difensore, la controlla col destro il rientro e fa salire i compagni, poi si fidano. Quando tu sai che hai Osimhen davanti, ti fidi a fare il lancio e ti fidi a seguire, perché dici: questo ci arriva, il difensore magari se la ribatte male e io sono a rimorchio. E chi è che si stava divertendo di più a rimorchio? Mertens, che stava da rimorchio, da trequartista, faccia alla porta, non spalle alla porta, per prendere i palloni sporchi che la difesa in affanno cercava di togliere. Arrivava Mertens, arrivava Lozano, arrivava Insigne, arrivavano scusatemi, i mediani. Cioè, quello ci aveva dato la variante tattica. Poi i gol li farà, non li farà. Quello col Bologna, per esempio, il colpo magari quello con l'Atalanta è un po' fortunoso da lontanissimo, però ci ha provato e vabbè. Quello col Bologna però è bellissimo, perché Mertens fa il taglio sul primo palo e lui sa già che si deve allargare e Lozano gliela mette benissimo. E a me mi è mancato tantissimo Osimhen. Io con Osimhen stavo in apprensione positiva tutti i 90 minuti, poi ci viene a mancare, ci manca tantissimo. Abbiamo fatto fin troppo, secondo me, senza, con un Petagna che ci ha messo quello che ci può mettere. Insomma, ragazzi, è tanta roba Osimhen. Una qualità in avanti il Napoli di certo non li manca, da Lozano a Osimhen a Mertens a Politano, ce l'abbiamo la qualità. Quello che mi preoccupa, che preoccupa un po' a me è il centrocampo. Hanno cominciato a far fatica quando è mancato Osimhen, cioè, parlando dei risultati alla fine, quando proprio magari con Osimhen avevamo qualche risultato in più positivo. Il centrocampo ti preoccupa? A me sì. A me per quanto mi riguarda abbiamo uno dei 2 centrocampi più forti della Serie A. Cioè, lo so, ma non mi convincono. Lobotka non è un giocatore per me. Lobotka non gioca, cioè nel ma non senso... è un giocatore, non è un giocatore. Ma perché è un giocatore Lobotka? Dai. Mi sembra Bomberman, quello lì del giochino là. Chi che mette bomba? Se no, come si chiama? L'unico che salva a centrocampo sono Zelinski, che è forte, ha una qualità enorme. E poi, vabbè, Fabian Ruiz si è addormentato, perché le qualità ce l'ha, però quel Napoli non sta funzionando, quest'anno non è funzionale. E poi Demme, perché poi a me Bakayoko onestamente non mi piace, ragazzi. A me Bakayoko non mi piace, non mi convince. Potenzialmente siamo fortissimi. A me la cosa che fa incazzare è che potenzialmente siamo fortissimi, perché Bakayoko è potenzialmente un dio di giocatore. Lobotka le qualità ce le ha, perché se vai a vedere quello che dicevano in Spagna di Lobotka, quando se ne andò erano incazzati neri. Quando se ne andò a Lobotka le qualità ce le ha. A me piace Lobotka, ragazzi, a me no. A me sì. A me sì. Io ti dico la verità, abbiamo visto pochissimo di Lobotka. Se tu vai a vedere gli highlights, si girava alla velocità della luce col pallone tra i piedi. C'ha il lancio e è anche abbastanza tosto. Viene inserito un po' come Elmas, no? In questo periodo, pochi minuti, spizzichi e bocconi, come si dice, e giustamente in momenti anche di difficoltà della squadra. Come per Elmas bisogna fare il discorso che gli serve un pochino di continuità. Discorso Meret, discorso Lozano l'anno scorso, messo, non messo, punta, non esterno, eccetera, eccetera.
sono giocatori che hanno bisogno della continuità. Arriva l'anno scorso insieme a Demme per alternarsi in regia, adesso si cambia un po' e perde un pochino di cose, perché Gattuso dice mi serve un pochino più di filtro, se lo devo scegliere uno tra Demme e Bakayoko, visto che non vuoi perdere la qualità di Fabian, che è innegabile, però a noi ci fa venire le cose nello stomaco perché te la deve toccare una volta. Se io devo devo mettere due avanti alla difesa, i due mediani, scelgo Demme e Bakayoko anziché Demme e Lobotka, ti dico la verità, perché in certe partite sicuramente sì, poi magari ecco, con il Verona io sono d'accordo con Walt che se volevi fare la partita con i rilanci eccetera eccetera, magari un Lobotka c'ha più fosforo rispetto a un Bakayoko, però secondo me lui pensava devo fare la lotta a centrocampo perché questi pressano forte e quindi sperava in un Bakayoko più in forma, però sta veramente con le pile scariche e quindi Popotta cianfotta, non me lo toccare, che quella è una mascotta, è la più che altro. allora che ci fa? Ci fanno qualche altra domanda? Eccola, una domanda per tutti e quattro, ma la coppia Demme Fabian Ruiz? No. Se ne parla. Nello, non ti piace? No. Per te la coppia ideale qual è? Demme? Per te Demme e Bakayoko, assolutamente. Te Valerio? Per me Demme e Zielinski se la vuoi tutta. La coppia ideale lì Mertens alla tre quarti. Sì. Sono d'accordo anch'io. Demme Zielinski e Mertens tre quarti. Più qualitativa. Per me... Scusami, contro le squadre grandi magari ovviamente Demme e Bakayoko e ti copri un po' di più. Vai. Per me come coppia sì, forse Demme e Bakayoko, però il Napoli secondo me non ha i giocatori per giocare a due a centrocampo, cioè la verità è questa, perché ti piace il 4-3-3 allora? Sì, come per i giocatori del Napoli secondo me è meglio il 4-3-3 con uno tra Demme e Lobotka vertice basso e Zielinski e Fabian Ruiz. Zielinski e Fabian Ruiz, sì. Hai più qualità. Io invece se devo andare sul 4-3-3, Demme centrale, Zielinski e Fabian Ruiz esterni, sì. O no, come hai detto te? Sì, sì. Perché fra Demme e Lobotka 10.000 volte Demme preferisco, vi devo dire la verità. Sono diversi, sono giocatori diversi. Ragazzi, cosa ne pensate delle voci di Benitez? Va. Allora, Beh. chi vuole iniziare? Se volete iniziare voi. No, io dico semplicemente che è uscita anche per la Roma, quindi contemporaneamente al fatto che lui si sia dimesso dall'incarico che aveva, pare per motivi di Covid, di famiglia, non ho capito bene, esce sia per la Roma che per il Napoli nel momento in cui c'è la caciara nelle due società. Quindi sinceramente non credo anche che Benitez tornerebbe poi in una società dove lui ha visto pregi e difetti, ha visto i limiti e ci siamo lasciati anche, lui è chiaro aveva avuto l'offerta del Real Madrid, vabbè, ma lui sa che più di tanto qua non si può crescere se non cambiano le cose e quindi non so se veramente lo sta considerando o meno. Come direttore sportivo sarebbe tanta roba, come allenatore ha dimostrato di darci un'impronta internazionale, però anche lì gli mancava pure un po' di materiale umano per fare cose ottime, non lo so. Te Nello, che dici di Benitez? Che ne pensi? Penso che non sia poco credibile sta cosa, soltanto perché ci sono, diciamo, ultimi risultati negativi, è uscita subito questa cosa, già sta uscendo il toto allenatore qua, non penso proprio, anche per come si è lasciato Benitez col Napoli, non ritornerebbe, secondo me. Ma poi io penso che già il presidente i ritorni non gli piacciono, l'ha fatto capire tante volte che... Ma poi che Benitez non lo chiamo nemmeno allenatore, lo chiamo come manager, visto che prende il taccuino, scrive i nomi e vuole questi giocatori qua. Non penso che ci sarà di nostra. Però siamo ancora con questi giocatori di Benitez, ci sono ancora. Benitez
A me Benitez, Benitez mi piaceva per l'internazionalità che ci ha dato, perché ci ha portato giocatori di calibro internazionale. Se andiamo a vedere Koulibaly, Assolutamente Callejon, Benitez è Higuaín, stato l'allenatore più importante degli ultimi anni. sì. Comunque è vero, Raga- la Coppa Italia e Supercoppa, ok, però ragazzi, tatticamente mi ricordo, mamma mia, tanti gol subivamo, Quello però certo. allora, comunque io, abbiamo vinto. io credo che Benitez sinceramente sia la base di questo Napoli, però credo anche che il momento in cui arrivò Benitez è molto diverso dal momento in cui ci troviamo adesso, perché Benitez è la base di questo Napoli per un semplice motivo, perché l'anno prima di Benitez se ne andò un certo Edinson Cavani a 65 milioni di euro. Il Napoli aveva la base per ricreare la squadra e lì un profilo internazionale rispetto a quello che avevamo avuto in precedenza ti poteva dare quel qualcosa in più per prendere Caillon, per prendere Albiol, per prendere Higuaín dal Real Madrid. Non Koulibaly, perché Koulibaly secondo me gli piaceva, ma comunque ci saresti arrivato comunque perché giocava al Ghent, quindi ci saresti arrivato, ma quei giocatori senza Benitez non ti sarebbero arrivati. E Bravo, lì, sono d'accordo su questo. e lì ha fatto la differenza. Ora Benitez a livello qualitativo, come allenatore che è andato al Newcastle, ha fatto una chiavica, cioè è tornato in Premier, ha fatto una chiavica al Ora è Newcastle. calato proprio, sì. Al Real è stato calciato in 10 secondi, cioè per essere calciato al Real a metà stagione, signori, per essere calciato al Real a metà stagione vuol dire Quando sei nel fine carriera vai calando anche di qualità, di prestazione e di tutto. Cioè la squadra non, magari cioè, diciamo l'allenatore si accontenta dei soldi a quel punto. Un po' come Ancelotti che è venuto a Napoli, secondo me si è accontentato più dei soldi che prendeva che di far giocare il Napoli bene o dei giocatori che voleva rimettere in campo, capì? Secondo me è più per quello. ma vabbè, Benitez ha dimostrato quello che sapeva fare quando, essendo sostituito da Zidane, ha vinto la Champions. Cioè, nel Comunque c'è una senso, domanda, Walt, ok, fa bene ad urlare, ma una cosa, tu saresti contento se il tuo capo ti farebbe cazzate su cazzate ogni giorno che ti vede? Presumo di no. Stessa cosa per i calciatori, sbuffano quando urla. se io non facessi il mio lavoro e il capo mi urlasse in faccia, farebbe bene. È quello il discorso. Se io cammino in campo, lui fa bene a urlarmi dal primo all'ultimo minuto, anzi mi deve urlare pure dopo e gli altri giorni in allenamento. Io voglio che urli 24 su 24, 7 giorni su 7, se queste sono le motivazioni dei calciatori. Ragazzi, è questo il discorso. Perché il signor Gattuso è stato il primo quando l'anno scorso stavamo comunque in una situazione di merda di classifica, ma quando i calciatori ci mettevano la voglia, quando comunque all'inizio i risultati all'inizio faticavano ad arrivare. Cioè non è che è arrivato Gattuso e pam, siamo cambiati, però quando ci mettevano la testa, quando diceva guardate che il percorso ai giornalisti diceva lasciate stare i miei giocatori perché stanno facendo quello che devono fare. E lì erano tutti contenti. Mo che camminano in campo e che gli urla addosso, però è troppo aggressivo. Non funziona così. Cioè, è un po' un discorso da paraculo, secondo me. Allora, mi spiegate che volete da Petagna? Ha fatto 3-4 gol, combatte, fa i movimenti che gli chiede Gattuso. La sua colpa è che non corre e che non è costato 80 milioni. Parto da Danello. Già ho detto che comunque combatte, uomo squadra, fa assist, qualche gol l'ha fatto, assolutamente. Però in attacco la differenza è abissale tra Osimhen e Petagna. Cioè, non è che Diciamo il c'ho terzo contro Petagna. attaccante. È il terzo Io quello che ho attaccante. detto è che comunque lì a volte stoppa la palla, sembra che stoppa un tavolino. Cioè, voglio dire, perché a volte si imbroglia e serve quell'attaccante che cinico che ci deve fare, Sì, secondo me deve Petagna segnare. può fare le partite, Ricordo diciamo, con le dell'Atalanta, cosiddette piccole. Petagna potrebbe giocare contro il Crotone, contro queste squadre qui. sì, mi ricordo dell'Atalanta, cioè Petagna faceva solo assist, non segnava mai. Napoli, e infatti senza Osimhen e senza Mertens poi il Napoli non segnava. Cioè, Capito? non ti Mo convince magari del qualche tutto come... capita quella partita a Cagliari con Mezzerischi che fa il fenomeno, che ti capita sia zero che la Fiorentina che fa quella giornata che ogni tiro va dentro, ma non ti capita tutte le giornate, e si è visto.
Per esempio, non lo vedi se deve partire da titolare contro un Milan, contro una Juve, non ce lo vedi. Assolutamente no. Te, Valerio, che ne pensi? Ma neanche Gattuso lo vede che doveva partire come titolare. Purtroppo aveva tutti e due fuori. Petagna secondo me è stato preso per darti una variante in certe partite bloccate dove magari non hai la profondità, dove puoi dargli il pallone addosso, lui spalle alla porta, aspetta, ti fa entrare i giocatori che ti fa salire un po' la squadra, oppure per il finale della partita dove c'è da fare a sportellate, puoi mettere una punta in più, eccetera eccetera. Però perché si è puntato su un attaccante veloce, più sgusciante, eccetera eccetera, sai che alcune squadre la profondità non te la danno e dovevi avere delle caratteristiche diverse, ecco, che però nel momento è stato anche un dramma, perché nel momento in cui ti manca Osimhen e ti manca anche Mertens, che un po' lo può fare il lavoro che fa Osimhen in profondità, devi cambiare piano di gioco, perché ti sei ritrovato con Petagna che quei movimenti non li può fare, non ce li ha nelle sue caratteristiche, e quindi serviva ristudiare un attimo, anche col 4-2-3-1 o col 4-3-3, ristudiare un pochino i movimenti e come sfruttare Petagna, perché ragazzi i cross al centro con Petagna non li fanno i giocatori, l'avete notato? Quando entra invece Llorente il pallone lo alzano, perché Petagna è grosso ma salta poco. Salta, in America dicono salta come la carta di credito, cioè tu aggiungi solo una carta di credito sotto alle scarpe, questo è un peso culo, che allora, essendo lui pesante, perché è petagnone, però comunque si impegna e ci ha portato comunque punti con i suoi gol. Si prende il pallone, fa il triangola con l'esterno e poi si inserisce in area. Tutte cose buone, però devi cambiare un pochino a lui. Una buona riserva. Sì, è una buona riserva. Mi ricordo la partita con la Sampdoria, che entrò e fece il gol vittoria proprio. No, il suo lo fa, diciamo il suo lo fa, o no? Assolutamente. Come col Benevento ci ha portato altri 3 punti. Sempre da subentrante, è quello che è un'ottima risorsa dalla panchina. Io l'ho criticato tanto, ma mi sono ricreduto, dico la verità, perché io ci metto la faccia, cioè le dico le cose. Io all'inizio l'ho criticato Petagna, ho detto ma chi cacchio mi ha pigliato? Invece poi mi sono ricreduto e i suoi gol l'ha fatti, le sue prestazioni l'ha fatte, sicché secondo me è una giusta riserva, cioè alla fine va bene come riserva al Napoli, non come titolare, ma come riserva va bene. Ma non lo sta facendo più questo lavoro, ragazzi. Allora il problema è quello, perché anche Osimhen all'inizio non segnava, però ti faceva girare la squadra. Questo lavoro di sponda, di triangolazione, di far salire la squadra, non lo sta facendo più. Noi l'abbiamo visto l'ultima volta con la Fiorentina, che ha fatto quei 2 assist, ma dopo, nelle ultime 2 partite, ma anche in qualche svarione prima, Petagna, ci sono le partite in cui riesce a fare questo lavoro. Perché? Perché magari i difensori ti lasciano un po' più di spazio, perché magari hanno quelle caratteristiche che ti possono subire un po' di più, che magari non trovi i difensori veloci e quindi tu ti puoi inserire meglio. Ma ragazzi, abbiamo visto contro dei difensori lenti, perché Bonucci e Chiellini hanno tutte le qualità, purché la velocità, contro dei difensori lenti, contro la Juventus, Petagna non ha fatto una sponda. Contro il Verona, Petagna ha fatto 2 appoggi di testa in 60 minuti, li ho contati, 2 ne ha fatti in 60 minuti, cioè allora tu non mi dai la corsa, io sono uno che Petagna lo ha sempre elogiato, io invece non sono come te che magari all'inizio lo criticava, io l'ho sempre elogiato, perché comunque io credo che tutti all'inizio vadano elogiati, io l'ho sempre elogiato, però siamo arrivati a un punto in cui se tu non mi fai neanche la sponda, se tu non mi riesci neanche a far salire la squadra e le caratteristiche da velocista non ce le hai, non hai neanche la tecnica che ti fa fare quel gol che te lo inventi, e allora a quel punto, ragazzi, diventa veramente grave la situazione, perché contro il Verona, ripeto, in 60 minuti 2 appoggi di testa, 2 e basta. Ma quello sì, ma può darsi che anche lui è stanco, perché ha giocato con continuità Petagna, perché non c'era né Mertens e né Osimhen, ricordiamocelo questo, e ha dovuto giocare sempre Petagna. Ci sta che anche Petagna è sulle gambe, cioè è stanco. Ha fatto la Coppa Italia, ha fatto quello, ha giocato tutte le partite lui, perché tu non avevi la Coppa Italia no, la Coppa Italia no, ha giocato Lozano prima punta.
No, ha giocato pure Petagna dopo, no? Mi sembra Subentrato e ha fatto il subentrato e gol ha fatto il gol, ha fatto il gol vittoria, ma ha giocato 20 minuti. Allora, sono d'accordo, posso essere d'accordo, però non stiamo a fine stagione. Cioè, sta giocando in continuità da 2 mesi e sono d'accordo, però 2 mesi, figlio bello, li devi reggere. No, vabbè, ma lui ha preso una botta, se ti ricordi, per la Supercoppa era anche in dubbio, quindi lui ha recuperato Sì. dalla botta e adesso ha stretto i denti nell'ultimo. Secondo me, ragazzi, è terza scelta, è la Esatto. terza scelta di una sono squadra. d'accordo, è la terza. Osimhen, Mertens e poi lui. Sì, già l'avevamo visto dopo l'indisponibilità di Osimhen, che era la terza scelta. Infatti metteva sempre a Mertens lì, centravanti. Ora vi Sì, faccio una domanda io. Cosa ne pensate dell'addio di Milik e quello di Llorente? Chi inizia? Danello. Devi dare l'ordine, altrimenti non Milik, non lo so, per una parte mi dispiace per come diciamo ha lasciato Napoli. Sicuramente aveva alti e bassi anche lui, però sono 2 anni mi sembra. Comunque, sempre doppia cifra ha fatto. Un anno addirittura ha fatto 16-17 gol. Il problema è che non è un vero bomber perché ha avuto alti e bassi. Non era male perché si trova sempre pronto quando, diciamo, gli altri gli facevano l'assist. Mi ricordo il gol a Roma quando c'era Ancelotti, il 4-1, insomma. Non Danello, secondo era... me forse lui è andato via anche di sua volontà, no? Perché voleva più spazio e voleva giocare titolare in questo Napoli, non voleva fare la seconda scelta, anche per questo, secondo me. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Poi, vabbè, poi c'è stato anche il La rottura fatto col che voleva presidente. andare alla Juve, lì è andato fuori rosa, insomma, ferri corti con la società e ci si è lasciati proprio nel peggior dei modi, penso. Per quanto riguarda Llorente, anche giusto così, perché spazio non c'era. È stato un attaccante inutile per noi, fatto veramente poco, pochissimo. Petagna è più Qualcosina utile con rispetto a Ancelotti, Llorente. non era più nei margini della rossa. Sono d'accordo, sono d'accordo. Secondo me Llorente ormai, visto che c'hai già la terza scelta come Petagna, cioè è inutile che restava. Che faceva il quarto? Quando giocava? Non giocava No, più. assolutamente no. Te Valerio? Allora, vabbè, Milik io l'ho difeso quando tutti quanti il Purpo sbaglia i gol e cercavo di far notare guardando le altre partite. Avete visto Lukaku che gol che ha sbagliato oggi? Avete visto che si è mangiato quella? E cercavo di far vedere anche gli altri attaccanti che segnano, ma qualche gol clamoroso lo sbagliano. Ovviamente Milik ha sbagliato dei gol più clamorosi di altri e quindi ce lo ricordiamo per quello, però aveva una media veramente buona rispetto ai minuti giocati. Il problema nasce quando lui mi dimostra che non si impegna più, perché nell'ultimo periodo con Gattuso lui mi ha dimostrato che camminava in campo e mi ricordo le parole: Arek, manchi solo tu. Cioè tutta la squadra stava facendo il pressing e lui praticamente non rincorreva gli avversari e ne stava camminando. Quando manca l'impegno, ciao subito. Che poi si può parlare probabilmente che la società poteva gestirla meglio, è stato lui messo in discussione perché si parlava di Icardi, nessuno ha mai detto no, il nostro attaccante è Milik. Ancelotti ha provato un pochino a coccolarselo, comunque il presidente, insomma sono andati male in contrasto e lui probabilmente voleva andare alla Juventus perché aveva qualche accordo eccetera eccetera. Dopodiché bene così, che almeno abbiamo recuperato qualche soldino e va bene. Per quanto riguarda Llorente, Comunque volevo dire una cosa, Vale, che ora mi è venuto anche a mente, riguardo sempre Milik. Diciamo Milik non è stato più lui da dopo che si è rotto ai crociati, entrambi i crociati. Ve lo ricordate quando Milik arrivò al Napoli i primi tempi, no? Andava avanti di doppietta da Dinamo Kiev in Champions League, poi in campionato, cioè segnava con continuità, era veramente un bel attaccante.
poi per sfortuna sua si è fatto male, ha incrociato prima al sinistro e poi al destro, e poi non è stato più lui, secondo me, anche quello. Secondo me fino a un certo punto, perché il periodo che diceva Nello prima del gol della Roma, gol con la Roma, ragazzi, Milik ha fatto un addio di stagione. Cioè, allora, dopo si era riuscito a riprendere. Il problema qual è stato? Il problema è stato che nel momento in cui si sono disgregati tutti, che poi hanno trovato compattezza riunendosi l'anno scorso, Milik si è perso. Milik ha perso la voglia, Milik ha perso la motivazione ed ha iniziato a camminare in campo. Cioè, Milik, anche all'inizio della scorsa stagione, non era da buttare via. Poi è successo tutto il casino che successe, ammotinamento, cose, e Milik lì ha smesso. Allora, però nel momento... Ma perché Milik ha smesso? Perché Milik si era preso il puntino, cioè giusto, non giusto, non sta a me deciderlo, che il presidente sbagliasse a fare la multa a tutti quanti. Dal momento in cui lui si è messo in capo a questa cosa, io devo finire la stagione e poi me ne vado alla Juventus, perché di Milik alla Juventus se ne parlava da gennaio, perché noi abbiamo giocato la finale di la finale di Coppa Italia sapendo che Milik sarebbe andato alla Juve. Certo, tutti quanti l'abbiamo aspettato quel rigore, voglio proprio vedere. Cioè. Capito? Allora è quello il discorso. Milik per me è uno degli attaccanti più forti tecnicamente che il Napoli ha avuto. Faceva delle punizioni, ma vi ricordate quella punizione? Ora non mi ricordo chi, che di sinistra all'incontro con l'Atalanta, forse no, con l'Atalanta fece quel gol di stop a sinistra a volo. Mamma mia, che gol, ve lo ricordate? Stop e tiro a volo, ve lo ricordate? Mamma mia, ragazzi, sì. Milik tecnicamente come attaccante, secondo me, negli ultimi 13 anni che il Napoli un po' Ibrahimovic i primi tempi, sì, però poi non è Sì, stato mai Ibrahimovic. non è stato mai. Secondo me è diverso come tipo di giocatore da Ibra. Secondo me è diverso. Sinceramente, secondo me negli ultimi 13 anni, quando il Napoli è tornato in Serie A, di migliore qualitativamente di Milik come attaccante c'è stato solo Cavani. Nemmeno Higuain qualitativamente, tecnicamente. Qua me ne devo andare. Lascia perdere Higuain, perché Higuain ti allargava il gioco. No, dico tecnicamente. Tecnicamente sì, ho capito tecnicamente. Secondo me Higuain su tutto era più forte di Milik. Aveva un destro. Secondo voi il piede di Higuain era meglio di quello di Milik? Non lo so. Sì. Higuain era tanta roba. Higuain usava tutti e due i piedi come se fossero il suo naturale. Higuain aveva un posizionamento che io non ho visto avere nessuno il posizionamento di Higuain, e Higuain sapeva ogni secondo cosa dovesse fare, e questo lo aiutava in qualsiasi cosa, perché non aveva la velocità, ma sapeva sempre dove doveva stare, e ovunque stesse riusciva a fare la cosa giusta. Però tecnicamente, ragazzi, non lo so. Ti dico, ma io a volte l'ho visto Milik si incartava. Vai, dici, vale. Senza nemmeno scomodare Higuain, superiore a Milik è Pandev, ma senza alcun dubbio tecnicamente. Sì, Pandev ha ragione. Pandev ti posso ragionare. Straordinario. Pandev ti do ragione. Intelligente. Comunque è chiaro che, ragazzi, l'impegno, perché la testa fa tutto. Se Milik sta, quello poteva veramente fare essere il futuro. Cioè, avevamo avuto Cavani, avevamo avuto Higuain, e poteva essere la punta di diamante, ma poi un po' la sfortuna, come hai detto anche tu, Francesco, perché si è bloccato nel momento in cui stava rientrando di nuovo, e poi un po' di mancanza di fiducia in generale intorno. Lui ha fatto cortocircuito mentale, sono fragili, ma lui è l'esempio per antonomasia di quelli che sono fragili mentalmente. Come dite voi, me lo ricordo anch'io quando calcio il rigore della Coppa Italia, la finale, che tutti ci siamo cagati assolutamente. Sì. Valerio, parlavi di Llorente, scusami per Llorente, se ci dessero i rigori, tanto qua siamo tra di noi, nessuno ci può dire piange, eccetera. Se ci dessero i rigori, un Llorente al centro ogni tanto potrebbe anche sarebbe stato utile, ma non ce li danno, quindi hanno voglia di abbracciarlo, e quindi va bene così, perché comunque è palo della luce, è Chiovo, magari all'epoca quando stai riferendo all'episodio con l'Atalanta.
Mamma mia. Anche altre volte lo abbracciano spesso perché comunque di testa lui si fa rispettare e se non ha il contatto lui si impone e fa la sponda, però purtroppo non è il caso nostro, quindi meglio che era wrestling, non era calcio. Esatto. Guarda, te riguardo Llorente. Io riguardo sì, Llorente. Il contatto chi era Llorente dell'anno scorso non era calcio, era wrestling. Io penso che Llorente, se fosse stato inquadrato in un progetto serio di Ancelotti, cioè per quello che voleva fare Ancelotti, se l'avesse fatto bene, Llorente sarebbe anche stato utile. Perché Llorente è quell'uomo che qualche volta lo mette e ti cambia la partita con un colpo di testa. Perché se tu fai girare la squadra bene, però nella partita difficile metti Llorente, come è successo con Liverpool, là te la cambia e là sarebbe stato veramente utile. Ma se non gira tutto quello che è intorno, se inizia a essere sempre meno usato, anche alla tua età diventi un calciatore, non dico inutile, ma quasi. Quindi giusto che se ne sia andato. Io spero per lui che... Parto stesso da te, guarda, dato che ci sei. Ragazzi, cosa ne pensate tra viaggio e partite? Ci si allena poco e quindi sono sulle gambe. Cosa ne pensi, guarda? Io penso che siamo tutti sulla stessa barca. Io penso che quando uno si lamenta degli infortuni, del Covid, deve pensare che c'è una squadra che è prima in classifica attualmente ed è stata più di metà stagione senza Ibrahimovic. Io penso che le scuse stanno a zero, perché se tu hai questa squadra e vai a perdere con lo Spezia, vai a pareggiare col Torino, fatichi con Udinese, con la Sampdoria, perdi in questo modo col Verona, non ci sono scuse, non ci sono stai sulle gambe, perché il Napoli, come lunghezza di squadra, come lunghezza, attualmente è superiore anche alla Juve, è seconda solo all'Inter il Napoli, secondo me, perché la Juve, ragazzi, la Juve c'ha un centrocampo, per esempio, scandaloso, per favore. A livello la Juve, di rosa, te dici generale. A livello di numero, non di qualità, perché secondo me la Juve è sopra, ma a livello di numero il Napoli sta sopra, secondo me, come numero di giocatori che potrebbe mettere. Dici, negli 11 titolari. No, numero di rosa, titolari e panchinari. Il Napoli, in ogni ruolo che lo metti, c'ha 2 giocatori, almeno 2 giocatori, se non 3. La Juve così sì, non ce l'ha. Il Napoli per ogni reparto c'è il sostituto, però secondo me non tutti sono all'altezza, ti dico la verità. No, non tutti sono all'altezza, però se prendi per esempio la Juve, ti devo dire la verità, se prendi il centrocampo, sia nei titolari che nelle riserve, la Juve sta sulle gambe, il Napoli no. Se prendi davanti la Juve come prima punta a Morata e Il centrocampo basta. della Juve è scandaloso, cioè il centrocampo della Juve è scandaloso, anche nei titolari. Se andiamo a vedere nei titolari il nostro è più forte, cioè secondo me. Sì, come centrocampo sì. Ma allora, il discorso qual è? È che la Juve, secondo me, quest'anno non ha i panchinari. Poi, invece, se vai a prendere una squadra tipo l'Inter, che l'Inter toglie Lautaro, ragazzi, l'Inter toglie Lautaro, mette Sanchez, cioè, ma di che vogliamo parlare? L'Inter toglie Barella e Vidal, l'Inter si permette di tenere Eriksen in panchina. Cioè, dai, veramente. Che poi Eriksen sta facendo quello che sta facendo, ma l'Inter c'ha uno squadrone. L'Inter sì, ma qualsiasi altra squadra, chi mi viene a parlare di fatica, di viaggi, eccetera, ci si allena poco, il Napoli dovrebbe stare là sopra, se questo fosse il metro di giudizio. Ripeto, guardiamo il Milan, guardiamo tutti i casi. Il Milan è stato sfortunatissimo tra infortuni e Covid, ed è primo. Quindi, ragazzi, con una rosa che vale la metà del Napoli. Per me, come qualità, la rosa del Milan vale la metà del Napoli. Vale, te che ne pensi? Quindi... Sono d'accordo, tutti stanno avendo delle difficoltà. È chiaro che in realtà tutti hanno poi sofferto durante il doppio impegno. Se tu vedi le squadre impegnate in Champions hanno poi pagato in campionato, o viceversa nel caso dell'Inter, che andavano bene in campionato e poi sono usciti male dalla Champions. Tutte le squadre che hanno fatto la Coppa Italia hanno rischiato fino alla fine. L'Inter l'ha vinta al 120esimo, la Juve nei supplementari, il Milan lo stesso. Il Napoli ha sofferto con l'Empoli, ha sofferto veramente con l'Empoli, quindi la Roma è andata fuori con lo Spezia mamma mia, lì poi è successo di tutto con le sostituzioni in più, e quindi è chiaro ed è giusto che tutti sono nella stessa barca e tu devi fare di necessità virtù. Qui si può chiamare in causa Gattuso, che
alle volte il turnover sembra esagerato, alle volte non lo fa, e io non ho una soluzione, non ho un'idea ben precisa, perché io ho i miei 11 che metterei sempre finché non si stancano, lui li vede in allenamento. Però per esempio Di Lorenzo mi sembrava evidente che doveva riposare in certe partite, Koulibaly non ha riposato nemmeno con il crotone ed è arrivato fino all'infortunio. Ma infatti Di Lorenzo, visto nella partita con Verona, non ci ha fatto nemmeno a turno a dritto, visto? È rimasto fermo lì. Lorenzo è l'unico che ha giocato tutte le partite, tutte, mi sembra pure quelle tutte di Europa League, tutte. È anche centrale, è stato messo anche centrale. Dopo Di Lorenzo non è Callecon, e Callecon aveva 7 vite nel Napoli. Callecon correva avanti e indietro sempre, tutte le partite. Sono pochi. Ragazzi, però sono d'accordo, ma gli errori di Di Lorenzo non sono di stanchezza. Gli errori di Di Lorenzo sono lacune tattiche, non neanche tecniche, tattiche, perché la diagonale è mancata, e non girarsi a guardare l'uomo mentre la palla, dopo la ribattuta, al gol del Verona, dopo la ribattuta che hanno detto vabbè, la ribattuta, no, perché se la palla va in mezzo e là c'è il terzino che vede che c'è l'uomo dietro, gira la testa, vede dov'è l'uomo e lo anticipa, lì non è gol. Di Lorenzo si è accorto dopo. Se ti interrompo, quando io parlo di stanchezza, nel caso di Di Lorenzo parlo di stanchezza mentale, perché lui ha avuto anche il modo di riposarsi dopo Natale, no? È tornato un pochino meglio, perché stacchi la spina, quando sai che non puoi staccare la spina mai, mi sa che a un certo punto, maronna mia, nata partita 90 minuti al 100% non ci riesco, quindi sono d'accordo con te, non è tanto una questione fisica, perché poi lui arriva al 90esimo, magari ti fa la sovrapposizione con Politano e riesce pure a mettere il cross, quindi non è fisica, nel caso suo specifico è proprio deve staccare, deve farsi un giorno di vacanza, proprio non è nemmeno convocato. L'anno scorso nel disastro del Napoli il migliore della stagione per me è stato Di Lorenzo. Beh, riguardo quello che si diceva di tutte, ha avuto anche la convocazione in nazionale, quindi sei d'accordo penso con proprio che sia una cosa mentale, che lui debba giocare tutte queste partite, cioè sul Verona tutte e tre proprio sulla sua fascia sono stati presi gol, da Di Marco fino a Zaccagni. Ti dicevo, Nello, te sei d'accordo con Walt e Valerio, che sono tutti sul piano fisico, le squadre, con chi c'ha il Covid, sì. alla stessa condizione? Assolutamente. Sì, capiamo tutte le squadre di avere giocatori col Covid, fortunati, proprio possiamo fare il caso del Milan, che sta a giocare con riserve. Allora, nonostante... Dici, scusa. Dimmi, scusa Nello. Dimmi. Nonostante tutte le emergenze, prima riesce comunque, capita giustamente a squadra forte come l'Atalanta che ti batte, però comunque riesce a Cagliari è riuscito a vincere, ma in emergenza prima il Milan, insomma. Marco Libonati dice: sono d'accordo, dobbiamo continuare con Gattuso fino a giugno e poi rifondazione con De Zerbi, progetto a lungo termine. Cosa ne pensi, Nello, te di sta cosa? Che terminare con Gattuso e poi iniziare un nuovo progetto con De Zerbi. Sei d'accordo o no? Non lo so perché comunque De Zerbi vedo che è un bravo allenatore. Il Sassuolo sta dimostrando, però penso che al Napoli ci vuole un allenatore di esperienza. Ci vuole un allenatore di esperienze. Non penso sia De Zerbi l'uomo adatto per il Napoli. Per me non penso sia così. Scusate, ringrazio il Viola canadese, il nostro amico Gabi, lo conosce anche Valerio, che si è abbonato al canale. Grazie mille, Gabi. La prossima volta sei anche invitato nella mia live. Ti ringrazio tanto. Allora, vai, scusami, Nello, parla. Dici, che stavi dicendo? Stavo dicendo che secondo me nel Napoli, se proprio dobbiamo fare questa rifondazione con l'allenatore, serve un allenatore di esperienza. Non so se De Zerbi fino a un certo punto riuscirà, però sicuramente il Sassuolo sta facendo grandi cose nel Sassuolo. Però io parto dal presupposto che bisogna vedere con Gattuso, con la squadra adatta. Proprio parto da questo presupposto, da Gattuso. Non parlo di cambiare allenatore, non parlo perché bisogna vedere con tutti i giocatori
come stava facendo all'inizio, che stavamo andando bene. Te Valerio cosa ne pensi? De Finire con Zerbi- Gattuso e cominciare con De Zerbi, sei d'accordo o no? Finire con Gattuso sicuramente sì, vedere come si finisce, perché magari è anche il caso di confermarlo, se fa bene, se conferma quanto di buono ci ha fatto vedere Arrivare all'inizio. in piazzamento Champions, diciamo. Almeno Sì, capire dove arriviamo in Europa League, capire la Coppa Italia, siamo ancora in corsa su questi fronti, e quindi capire un pochino. La mia opinione su De Zerbi è buona, però a Reggio Emilia è diverso che a Napoli, secondo me. Lo devo vedere in una grande piazza, gli hanno dato tempo per lavorarci, lui sa e dice a Chiriches non ti preoccupare, sbaglia il passaggio, tu giochi lo stesso la prossima. A Napoli non lo so quanto dura, e non ha quell'esperienza. Quando Nello mi parla di allenatori di esperienza, io sono d'accordo, perché quando arriva Sarri è un allenatore in rampa di lancio perché arriva dall'Empoli, ma ha l'esperienza, è un uomo fatto e finito che ha visto giocatori uno dietro all'altro e sa anche già quando conosce la piazza di Napoli, capite? Non un allenatore giovane, ma un allenatore non un allenatore giovane, intende voi, come De Zerbi, Poi Sarri ha più- vinto col Chelsea, ha Questo vinto con la parlo anche di Juventus. esperienza. è quello dopo. Però io ti dico, quando arriva al Napoli, quindi al Napoli io vorrei un allenatore che non ha finito, cioè già Ancelotti non va bene per me, perché ha vinto già troppo. Un allenatore che sta come un pazzo che vuole vincere, come era Sarri, però con l'esperienza che aveva Sarri. Ecco perché funzionò tutto benissimo. De Zerbi sta come un pazzo che vuole vincere, che vuole imporre il suo gioco, però non so se ha quell'esperienza per gestire una piazza Riesce a così importante. supportare la piazza di Napoli e i giocatori. Quello. Esatto. Io sono d'accordo in una parte e in un'altra no, nel senso, prima di tutto ragazzi, sono d'accordo sulla parte di vedere come va Gattuso. Noi, se dovessimo vincere ipoteticamente contro la Juventus, saremo al terzo posto, cioè nel senso, quindi con calma, cioè io non riesco neanche a pensare ora alla partita col Parma, figuriamoci se riesco a pensare a giugno, quindi con molta calma, vediamo come finisce la stagione e poi decidiamo. Per quanto riguarda De Zerbi, a me fecero la domanda chi vorresti come post in caso, e io dissi De Zerbi per due motivi. Uno, perché l'ho visto dal vivo, i miei nonni conoscevano Squinzi, io sono stato 1000 volte a Reggio Emilia e successe varie volte che Squinzi mi mandò a vedere gli allenamenti. A parte vedere gli allenamenti, io a De Zerbi lo odio, cioè lo odio proprio, perché successe 2 o 3 volte che mi mandò a fare in culo, così, dicendomi tu puoi essere mandato da chi vuoi, a me non me ne frega niente, di al presidente che la squadra la sto allenando io e che quindi tu se vuoi vedere non è che dopo vai a chiedere a maglie ai calciatori, tu ti metti là e mi indicava la tribuna. A me, io faccio il mio lavoro. Allora ragazzi, De Zerbi ha 2 palle grosse così e ha un gioco, ha una mentalità clamorosa, basti vedere il Sassuolo come è venuto a giocare a Napoli. Allora che noi vediamo gli altri perché noi siamo una squadra medio-grande, ma ragazzi, per una squadra venire a giocare a Napoli in Serie A vuol dire che stai andando a giocare a Napoli. È venuto lì senza i terminali offensivi, giocando con un tridente rivisitato, a farci un culo così. De Zerbi. Allora te lo prenderesti praticamente De Zerbi? Sì, secondo me è il profilo giusto. Perché è più giusto di Spalletti, che dicono Spalletti vi piacerebbe, De Zerbi o Spalletti a questo punto? De Zerbi perché Spalletti è quello che viene proprio preso, messo a testa in giù e appeso a un albero per i piedi a Napoli. Zerbi, perché come diceva anche Valerio è uno che ha più fame, è uno che si rilancia ora per poter vincere qualcosa, per mettersi in mostra sotto i riflettori, per tutto, no? Però può essere anche un rischio, perché c'è la bilancia, da una parte c'è il rischio e da una parte c'hai la qualità, perché hai fatto vedere che con il Sassuolo, dove sei in classifica e sei venuto a giocare a Napoli, hai vinto, hai giocato altre partite difficili e sei andato a vincere uguale, e questa è una qualità enorme. Secondo me noi la prima cosa che dobbiamo fare è un bagno di umiltà, nel senso, prendiamo coscienza del fatto che siamo una squadra forte, ma non siamo attualmente da scudetto.
No, non c'è la attualmente mentalità. non siamo allo scudetto. Allora, partendo dal presupposto che tu devi, questo è un punto di partenza, e devi fare ancora molto per arrivare veramente ora a lottarti lo scudetto, partendo da questo presupposto, perché ragazzi, parliamoci chiaro, se noi stessimo lì, se ci mancasse quel poco, ora dirò una cosa che per voi può sembrare, a quel punto vorrei un Allegri, uno all'Allegri, che ti dà quel pizzico di mentalità, che tu già c'è il gioco, già c'hai tutto, ti manca quello scattino da fare che ti può dare un allenatore tipo Allegri vincente, che a me Allegri fa cagare come allenatore, però ti potrebbe dare quello scatto. Invece il Napoli è una squadra da riformare, di mentalità, è da abbattere tutto, fai, ok, i giocatori ci sono, la qualità c'è, ora lavoriamo, ora iniziamo a lavorare in un certo modo, creando un progetto, mandando via anche alcune pedine importanti. Fabian non mi serve in questo momento, lo vendo. In Spagna mi darebbero un sacco di soldi, lo vendo. Zelinski no, intoccabile. Bakayoko ne posso fare a meno? Non lo riscatto dal Chelsea che vuole 30 milioni. Ok? Prendo i giocatori che non mi servono, li vendo. Quando vuole, 30 ne vuole per 30 milioni. No, io non lo riscatto. Esagerato. Ragazzi, è fortissimo. Ragazzi, è fortissimo. Secondo me Bakayoko se riesce a entrare in condizioni è fortissimo. E comunque ha 26 anni. Scusami, allora perché il Monaco e il Milan l'hanno mandato via? Il Milan non aveva le finanze. Semplicemente il Milan ha provato fino all'ultimo a tenerlo. Non se lo poteva permettere. Per quanto riguarda il Monaco, stessa situazione. Monaco che stava retrocedendo l'anno scorso. Monaco che ha fatto una figuraccia e aveva centrocampo con Fabregas. Allora, se tu stavi retrocedendo, c'avevi pure Bakayoko a centrocampo. O no? Sì, a parte che mi sembra che sia arrivato nella seconda metà di stagione, perché all'inizio mi sembra che fosse rimasto al Chelsea senza una destinazione. Mi sembra, non vorrei dire baggianate. Ma in generale il Monaco io l'ho visto giocare, ragazzi, era una squadra ridicola l'anno scorso. Ma perché? Perché sono passati alle stelle e alle stalle, perché gli hanno tolto i loro giocatori chiave, che all'inizio era anche Bakayoko. Ovviamente passati 3-4 anni tutte le cose sono cambiate, da Mbappé, da un sacco di giocatori che c'era Fabinho, c'era quel Falcao, era una squadra totalmente... Si sono visti mancare i punti di riferimento, il Monaco è crollato. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto il campionato, che è stata lì 4 anni, e poi ti vedi tutte le pedine, cioè ti hanno tolto tutte le pedine fondamentali. Basti pensare che Glick, che era il capitano, è andato poi al Benevento. Cioè, nel senso... Capito? Allora, Valerio, secondo te Spalletti o De Zerbi? Sempre De Zerbi? Sì, ma più che altro perché Spalletti, a parte che è tanto che non è tanto che non allena, ma insomma il calcio vola e quindi devi rimetterti al passo, e poi non sono convintissimo del rapporto che crea all'interno dello spogliatoio, visto quello che succede a Roma, che è successo a Roma. E quando... A me non piace proprio Spalletti, ti dico la verità, come allenatore. A livello di gioco ti sono onesto, non l'ho guardato attentamente, quindi non lo so quanto ti è bravo Spalletti, ragazzi, è bravo. Però al Napoli non ce lo vedo. Tra i giocatori non lo so. Al Napoli non ce lo vedo. No, al Napoli ti appende a testa in giù la gente a Spalletti, perché è arrogante, ha un fare che... Infatti a Roma ragazzi lo volevano uccidere, se ne è dovuto scappare da Roma. Tenello, cosa ne pensi? Sempre De Zerbi, fra Spalletti e De Zerbi? Sì, De Zerbi assolutamente. Spalletti come allenatore a me non mi dà garanzie, sinceramente. È stato tanti anni a Roma, io penso che un anno veramente la Roma poteva vincere lo scudetto, però per me è stato sempre l'eterno secondo. Non è il profilo giusto per fare quel passo avanti, non è il profilo giusto per il Napoli fare quel passo avanti, non da Spalletti, non ce lo vedo. Ci vuole uno che dà entusiasmo alla piazza, no? Uno come Spalletti, secondo me. Esatto. Allora, ci fa una domanda Chris. A parte Inter, Milan e Juve, il Napoli secondo voi può procedere quest'anno? Quali di queste squadre a fine anno? Lazio, Roma, Sassuolo, Atalanta? Chi parte? Sempre da Nello parto. Secondo me il Napoli può fare benissimo il quarto posto. Ma pensi si può giocare anche col terzo? Assolutamente. Per te, Valerio? Stavo dicendo qualche altra cosa, Nello, scusa. Scusami.
No, nel senso che sì, magari il Milan si trova là sopra, però non lo so se veramente riuscirà a durare il Milan lì sopra. Io non sono tanto convinto, sinceramente. Io sono convinto che le prime due andranno a finire sempre o Inter o Juve. Ma comunque il Napoli ha tutte le carte in regola, assolutamente. Cioè, c'è la rosa per andare in zona Champions al 101%. Valerio. Mi fa paura l'Atalanta di quelle dietro di noi. Anche a me. Sono convinto, ma più che altro perché la Roma sta avendo anche lei dei problemi interni, altrimenti comunque quella è la lotta che individuavo, Napoli, Roma e Atalanta. La Lazio però non è morta. Secondo me Milan, Inter e Juve prime tre. Sì, me. non le considero più, ed è quel quarto posto che sarà caldissimo fino alla fine. La Lazio purtroppo non è da escludere dalla corsa e l'Atalanta è quella che mi fa più paura di anche a me è uguale, perché è una rosa completa, è una ma ci hai fatto caso chi entra dalla panchina, entra nei meccanismi, gioca come un titolare, è quello, capito? La differenza rispetto a noi c'hanno quello l'Atalanta, perché anche se noi abbiamo gli 11 titolari, magari siamo più forti dell'Atalanta, però quando uno subentra non lo vedi che dia quello come dall'Atalanta, capito? Che dia il meglio di sé anche se non è un titolare, capito? E adesso Gasperini sta facendo anche meno turnover, che stava un po' esasperando all'inizio, dove ha perso qualche cosa perché secondo me si stava affidando troppo. Vabbè, tutti possono giocare. Sta capendo che l'impianto deve essere quello, con Floyer, con Deron, con Gosens e Atebor. Poi uno alla volta puoi fare un cambio, in attacco li puoi cambiare come vuoi, perché Zapata, Muriel, Malinowski, Miranchuk, Lammers, Ilicic, cioè c'è una qualità e possono rinunciare a Gomez senza proprio problemi. Ma c'hanno tanta qualità fra te metti Malinowski, Muriel, Pessina, chi ci Zapata, Ilicic. Aspetta, ho detto Gomez si è... Ragazzi, sostituire Gomez senza problemi è impossibile. Il Papu ha una qualità che è impossibile e secondo me, io vi dico, secondo me si vedrà l'assenza del Papu. Ma perché? Uno ti dà carattere, uno il Papu è ancora, fino a quando non se ne va, non so se sia ufficiale, il Papu è l'anima dell'Atalanta. È quel giocatore che nel momento di difficoltà ti prende per la manina e ti dice: allora tu devi fare questo, tu devi fare quell'altro. Ma perché? Ma perché quando anche Ilicic, quando c'ha i suoi momenti, perché Ilicic se fosse continuo sarebbe uno dei giocatori più forti al mondo. Ilicic è fenomenale quando è in forma, Ilicic è fenomenale, ma quando si perdono ci hanno sempre avuto il capitano, perché il Papu per me è il capitano per antonomasia, che li prendeva con la manina. Allora tu fai questo, tu fai quell'altro. Faranno tanta difficoltà in Champions League, perché hai visto con Gomez contro l'Ajax nelle partite più importanti contro il Liverpool, Gomez l'ha guidati alla vittoria. Capito? Per questo dico il capitano per antonomasia. E a lungo andare si vedrà, perché Gasperini ora può mettere una pezza e dire: mo stiamo giocando bene sull'entusiasmo. Alla prima difficoltà per me questa Atalanta crolla, perché senza il Papu vedrete che l'assenza del Papu, a parte il gioco e a parte tutto, appena succederà qualcosa i tifosi inizieranno a dire: Gasperini, ma non era il Papu il problema? È vero, ma non era il Papu il problema? Entrerà in un circolo vizioso, poi anche i giocatori, perché il Papu non lo sostituisci. Perché quello che non vuole capire Gasperini, che il Papu non lo sostituisci perché sei Gasperini, non lo sostituisci. E quindi, allora io vi dico, dobbiamo fare dei discorsi separati a seconda di quello che è il Napoli, perché se noi prendiamo il Napoli di Verona, il Napoli per me arriva settimo. Il Napoli per me rifà quello che faceva con Ancelotti. Se il Napoli si mette in testa che deve giocare, che deve stare tranquillo e che i mezzi ce l'ha, se il Napoli fa una seconda parte di campionato, come abbiamo fatto gli ultimi 3 mesi la scorsa stagione, io non mi metto limiti. Io non dico le 3 sopra sono più forti. Perché? Perché la Juve è la più scarsa degli ultimi 5 anni. Parliamoci chiaro. L'Inter è più forte, secondo me. L'Inter è uno squadrone. L'Inter, secondo me, l'unica che può battere l'Inter è l'Inter. Nel senso, se non sbaglia lei stessa. Se i tifosi continuano a dare addosso a Conte, se Conte continua a fare gli errori che ha fatto, perché Conte di errori ne ha fatti e ne sta facendo, mi sentite?
A me si è bloccato tutto. Voglio Iva che un attimo in tuo bagno. Ma mi sentite? Ah, è così. Sì, Ma sì. 65 secondi. Mm. No, ma... Se Conte fa gli errori che ha fatto, se l'Inter non riesce a stare bilanciata, il Milan, ragazzi, secondo me crollerà. Per me non ci dobbiamo precludere niente. Stiamo in una posizione, nonostante tutte le cazzate che abbiamo fatto, ed è clamoroso che stiamo ancora lì, nonostante tutto, siamo in una posizione, anche con la gara in meno con la Juventus, che noi stiamo là per tutto. Allora, con la rosa che c'hai, non mi puoi dire, allora questo ti deve stare, perché per me, con la rosa che hai, nessuna squadra ti deve stare per forza sopra. Che poi, secondo me, l'Inter è più forte, la Juve è più forte e ci staranno sopra. Ma non è che il Napoli dove può arrivare? Dove può arrivare il Napoli? Se il Napoli si mette in testa di giocare tutte le partite con la testa come giocava gli ultimi 2 mesi, il Napoli può vincere lo scudetto. Parliamoci chiaro. No, secondo me no. Sì. Quest'anno no. Secondo Sì. me quest'anno... Non sono Ma infatti armate. l'ho detto prima, non Non so s- da scudetto, ma il Napoli se si mette in testa di giocare ha tutte le potenzialità di fare secondo, cioè terzo, come ho detto io. Cioè, Ma sì, ma il Napoli, ma ragazzi, ma contro non abbiamo squadre attualmente che fanno i 90 punti della Juve, quando noi siamo arrivati secondi con i 91 punti. Non abbiamo squadre del genere. Perché? Perché l'Inter è in fase di rodaggio. Vi farò vedere i prossimi anni quando l'Inter entrerà veramente. Quando... L'Inter sarà la nuova Juve, secondo me. Non per tutti questi anni. Secondo me le posizioni sono Juve, secondo me è sempre favorita la Juve. Pure secondo me. Perché secondo me penso che la Juve non è superiore all'Inter, ma secondo me è sempre la favorita per avere la continuità, per avere la mentalità vincente. Per questo metto sempre prima Juve, poi metto Inter, poi metto Milan e poi il quarto posto se lo gioca Atalanta, Napoli, Roma e Lazio. Secondo me finiremo sopra il Milan, finiremo terzi. Se ci mettiamo in testa di giocare. Io lo spero con tutti i cuori. ci credo pure a sta cosa di stare davanti al Milan, assolutamente. Perché il Milan non è una corazzata. Il Milan, se smette di giocare Ibra, i giocatori si demoralizzano, perché i giocatori erano galvanizzati. Quando non c'era Ibra, che dicono, ma vincevamo comunque, sono d'accordo, ma i giocatori erano galvanizzati nel pensare dobbiamo mettere in condizione sto Cristiano appena torna, perché ragazzi, contro di noi l'ha vinta Ibra. Ma 1000 partite l'ha vinte Ibra. Allora, Milan... ora prima della domanda di Joker, guarda, ti volevo fare una domanda anch'io, dato che siamo su questo argomento qui. Secondo te, se il Napoli, qualora non arriva quarto quest'anno, è un fallimento? Sì. Sotto ogni punto di vista. Perché ha speso tanti soldi per Osimhen e tanti giocatori, per questo o per altre cose? No, perché abbiamo una delle rose più forti del campionato. Nel senso, come rosa non c'è una rosa... Perché è il secondo anno che non va in Champions, anche per quello. Io non voglio pensare al passato. Cioè, a me il fatto che quest'anno non siamo andati in Champions. Cioè, non è che l'anno scorso, dato che l'anno prima eravamo andati in Champions, non esserci arrivati avesse una gravità minore. Sì, ma io dico perché ci sono le spese dei giocatori che hai preso, come Osimhen, come il Napoli come bilancio è la squadra che sta messa meglio in Serie A. Perché? Perché abbiamo venduto giocatori medi. Allora perché è un fallimento? Scusa, ma è un fallimento perché se ti ritrovi una rosa del genere e finisci dietro 4 squadre, hai fallito. Perché fino a quando io arrivo dietro all'Inter e dietro alla Juventus mi può anche stare bene. Vuol dire che sono state, già erano più forti, sono state più brave di noi. Ma se mi arriva davanti una tra Atalanta, Milan, Roma e compagnia cantante, mi incazzo, perché sono più scarse. Poi ti fai una domanda a Joker napoletano, hai venduto 1000 e Llorente, mo compri un attaccante Tela? Secondo me no, secondo te? No. Già ce l'abbiamo. Allora vado da Valerio. Valerio, la domanda va anche a te, quella che ho fatto. Praticamente se il Napoli non dovesse arrivare quarto è un fallimento? Sì, perché stiamo dimostrando che nonostante tutte le problematiche bastavano un paio di partite Torino e Spezia, bastava quello e potevi anche permetterti di aver perso i vari scontri diretti con la Lazio perché poi hai vinto con la Roma, con l'Atalanta.
questo campionato più degli altri probabilmente si giocherà nel battere tutte le piccole. Se stecchi con le piccole, come è capitato alla Juventus con il Crotone, con il Benevento, perdi terreno. E quindi il rimpianto aumenta, proprio perché quest'anno non c'è una che sta ammazzando il campionato. Le grandi si ruberanno punti tutti quanti a vicenda, e quindi se non arriviamo quarti fa più male, perché l'anno scorso ci aveva superato l'Atalanta, la Lazio, e va bene, almeno che non vinci l'Europa League. il Milan. Vabbè, ma io le separo le due cose, sai, perché ma io penso che se vinci l'Europa League salvi la stagione. È chiaro, perché poi ci vai di diritto. È normale, però è talmente tanto una lotteria con il sorteggio, partite secche, è complicato, ci sono squadre forti, quindi la continuità ce l'hai solamente quando ti imponi più almeno possibile il quarto posto o l'Europa League, secondo te? Quarto posto. Sta lì for the grab, devi solo prenderlo. Ma secondo me non è neanche un fatto di qualità, è un fatto di mentalità. Il Napoli, per vincere l'Europa League, deve fare quarti, semifinale e finale di Europa League, che sono per noi insuperabili, ma non qualitativamente. Perché per me il Napoli se la gioca con tutti quelli che ci stanno in Europa League. Ci sono squadre veramente forti, ma ce la giochiamo con tutte, perché non c'è un Bayern Monaco che non te la giochi col Bayern Monaco. Ma con tutte quelle che ci stanno il Napoli se la gioca, ma il Napoli si caga sotto. Il Napoli, arrivato in semifinale di Europa League col Dnipro, che poi ce l'hanno rubata, ma col Dnipro ne dovevamo fare 10, e la mentalità è la stessa, secondo me. Ma perché ai quarti con l'Arsenal non ci siamo cagati sotto? Pure là ci siamo cagati. Clamoroso. È quello. E l'Arsenal era più forte di noi, per favore. Londra, bruttissima partita facemmo. A Londra facemmo una bruttissima partita. Per esempio, io resto soddisfatto. L'andata col Barcellona mi diede delle ottime sensazioni. Ritorno vergognoso. Se il ritorno sì, però sai, secondo me anche la spinta addosso a Koulibaly, secondo me è scattato quella cosa che il Barcellona è come la Juventus. Lo dico proprio che non è, secondo me è scattato nei giocatori, lo dico non da tifoso. Secondo me in quella partita c'è stato soltanto un piccolo problema, una piccola pulce di problema, perché si è accesa la pulce. Sì. Nello, per te è fallimento il quarto posto se non si raggiunge, diciamo. Assolutamente sì, per la potenzialità che c'è il Napoli, finire dietro una Roma, un Atalanta, non esiste proprio. Anche perché quest'anno poi che è un campionato anomalo, che veramente il Napoli, con lo Spezia e col Torino, veramente come diceva Caffè Napoli, noi stavamo lì a -3 dal Milan con una partita in meno. -3, -4, insomma. Incredibile. È veramente un peccato, un campionato anomalo che veramente anche il Napoli, nonostante non avesse una rosa da scudetto, ma se la poteva giocare. Però da quel che ho capito, te sei fiducioso per il quarto posto del Napoli, sei fiducioso, diciamo. Sì, la potenzialità del Napoli ce l'ha. Infatti già ho detto che se il Milan, per me, non penso che starà lì sopra, e può fare una bella caduta, la può fare, che non c'ha proprio la potenzialità. Speriamo che anche Osimhen e Mertens ci diano una mano, capito? Ragazzi, ma come si fa a non essere fiduciosi se stiamo a 3 punti dal terzo posto, scusate? Con la rosa che abbiamo. No, quello sì, siamo sempre in corsa. E poi col Verona ci sta a perdere, perché il Verona è una bella squadra in casa, gioca bene. Magari non così. Ricordiamoci che comunque senza Osimhen, senza Mertens, andiamo a giocare a Verona, che il Verona c'è la miglior difesa del campionato insieme alla Juve. È una bella squadra il Verona. Poi c'ha quel senza Zaccagni Osimhen, senza Mertens. Sì, Nello. Mertens ancora deve riprendersi, prende ancora gli antidolorifici. Ragazzi, un'altra botta da McKennie. Sì, Nello, ma tu hai giocato con una squadra e l'hai messa sotto al primo minuto. Tu giocavi contro una squadra che lì dovevi dargli la mazzata finale, quello che manca sempre al Napoli. Gli dovevi dare la mazzata finale, e sei riuscito non solo a farli riprendere, ma gli hai dato il tempo di riprendersi, perché loro, i primi minuti che abbiamo giocato noi, stavano in palla, difensivamente stavano in palla. Non solo non gli hai fatto il secondo gol, gli hai dato il tempo. Ma che volete fare? Volete recuperare la partita? Sì, vabbè, ok.
Dai. Abbiamo avuto soltanto l'occasione là del 2-0 con Demme, Di Dem, e poi il Ci Napoli sta. si è spinto. che lì L'ha là fatto- se arrivava il 2-0, Era finita la stiamo partita. stiamo a fare altri discorsi. Sì. Vabbè, ora abbiamo tutto a disposizione, speriamo che la squadra gira e ci porta dove dobbiamo stare, dove merita il Napoli, perché visto la rosa che ha, speriamo che girano tutti i giocatori e speriamo che alla fine del campionato andiamo in Champions League, dai, sì, nel piazzamento Co- Champions. Comunque ora io vi faccio una previsione. Se il Napoli perde col Parma, Gattuso va a casa. Anche secondo Perché, me. perché il Parma non è una squadra con la quale puoi non vincere. Quest'anno il Parma è ridicolo. È ridicolo. Non Sì, puoi sì, se non no, vincere. Pure se D'Aversa- pareggia, secondo me. D'Aversa ha comunicato che sono fragili mentalmente, è ufficiale. L'ha detto sia Prandelli per la Fiorentina, sia D'Aversa per il Parma, e io voglio il copyright immediatamente. Poi- Allora, Rino, mi piace molto De Zerbi, Juric no, ma sarebbe sempre un nuovo inizio, capisci? Mazzarri conosce già l'ambiente, purtroppo sarà vecchio, ma è più congeniale al Napoli, dice Tempo. Mazzarri. Ragazzi, Mazzarri sì, quando tu sei in fase di rampa di lancio, che lui ti raccoglie, che ti Va stai bene, ma ora no. però se tu devi lottare per le posizioni alte, Mazzarri poi con l'Inter ha fallito, non lo so. Poi perché dobbiamo guardare sempre al passato? Allora Eddie Reia. Se devo chiamare uno, chiamo Eddie Reia, un signore, Esatto. palla alta verso il Pampasosa, Calaioti, perché... Almeno mi metto a piangere per i ricordi, che cazzo, cioè. Perché ragazzi, Mazzarri abbiamo goduto tantissimo, via la giacca, adesso succede un fatto nella mischia finale. Però no, perché ci lamentiamo di Gattuso che mette troppi attaccanti tutti insieme per sperare nella giocata. Con Mazzarri più o meno si va a finire in quella zona là. Guardiamo avanti, cerchiamo di guardare avanti. Ma Ma secondo la me TV ci fa, ragazzi, ma vi sembra normale che Dem deve andare a tirare? no, è quella la cosa che non è normale. È mediano. Sì, ma ci sta che uno dei due mediani riempia l'area e alla fine lui ci arriva. Cioè, no, ma a me sembra più scandaloso, sinceramente, che il nostro regista offensivo sia El Disai, perché se vediamo le azioni che abbiamo fatto, il 90% delle azioni che abbiamo fatto, il 90% delle azioni che abbiamo fatto contro il Verona erano cross con Disai che ha i piedi veramente, cioè qualsiasi forma geometrica vi venga in mente, tranne un piede ce l'ha Isai, mamma mia. Cioè, veramente è scandaloso quell'uomo, io non lo posso vedere. Era il nostro regista offensivo. Parto da Nello, qual è il valore attuale di Lozano? Secondo te, Enorme. Nello? Il valore di Lozano è enorme. Un È stato altro pagato che stava 40, andando mi sembra, nell'occhio 40 milioni. 40. Dimmi, Secondo te più di 40? più di L'abbiamo 40. pagato 40. Qualcosina in più, sì. Mm. Secondo Per te me no, qualcosina in più. No, per me un giocatore per prendere valore deve essere continuo. Lozano, io da quando è arrivato l'ho elogiato, l'anno scorso è stata una grande delusione, ma Lozano per salire di valore deve dimostrare di essere quello che è stato questi 6 mesi. Se Lozano dovesse continuare così, tra un anno e mezzo per me ne può valere pure 60, 70. Ma in Una grande questo delusione per vari motivi, però. sì, sono Non giocava nella d'accordissimo. sua posizione e non giocava titolare. Sono d'accordissimo, però anche quando giocava titolare, anche quando aveva la possibilità, era un giocatore demotivato, giustamente, sotto certi punti di vista, però io se devo acquistare un giocatore, io lo vedo non negli ultimi 6 mesi, io lo vedo negli ultimi 2 anni. Io vedo quello che fa. Osimhen è stato 2 anni in Ligue 1, l'ultimo l'ha fatto da fenomeno, è stato pagato quello che è stato pagato, ma tutti è così, ma con tutti. Ma basta guardare a chiunque, ragazzi, Higuain, Cavani, Lavezzi, tutti. Non è che dopo 6 mesi vale quello, perché se no, parliamoci chiaro, noi Cavani non l'avremmo avuto tutti quegli anni. Noi Cavani avremmo avuto mezza stagione, perché Cavani ha iniziato ad essere Cavani 2 anni e mezzo prima che se ne andasse. Cioè, Ragazzi, è ufficiale Gomez al Siviglia. E poi Madonna, l'ho Maldini, chiamato.
e Malqui è vicino alla Fiorentina. Cosa ne pensate di una possibile cessione di Malqui? Ciao. Ciao. Anche io ciao, per me che cazzo ce l'hanno o no? No, nel senso l'allenatore non lo vede, lui ci ha provato. Se voi ricordate il ritiro di Castelvolturno, c'era questo rapporto tra lui e Gattuso, lui gli dava gli schiaffi, vai. Cioè, schiaffi anche paterni, no? Non cattivi. Però secondo me non si sono mai presi e evidentemente non gli garantisce le cose che gli garantisce Yusai, che gli garantisce Di Lorenzo. Se tu non lo fai giocare proprio mai e quell'unica volta che è entrato al posto di Lozano, comunque fu impiegato più avanti e poi dopo si alternò con Di Lorenzo più avanti, vuol dire che non lo vede proprio, quindi ciao, ne abbiamo 5. Il problema non è Malqui, il problema è che un altro è che Gulam che non può giocare. Il problema è quello. Sì, è quello. Ce ne abbiamo 2 che giocano, è quello il problema. Capito? E infatti, dato che ci sei, vale, ecco, c'è la domanda: 2 nomi per i terzini sinistri a giugno. Allora, mi parlavano di questo Nuno Tavares, che poi sarebbe la riserva di Grimaldo al Benfica, e mi dicevano cose molto buone. E ovviamente la riserva, perché sta crescendo, però è giovane, è forte fisicamente, è molto offensivo e può lavorare sulla tattica. Palmieri? Emerson, ragazzi, Emerson. Ti ripeto, su Emerson io dico va bene, migliori rispetto a Mario Rui sicuramente. Non mi aspetto l'impatto che ebbe Gulam, ma sicuramente migliori. Il problema è che oramai se ne è parlato talmente tanto che non credo arriverà più. Punterei su uno che magari può esplodere. Ecco, per esempio, quando il Napoli prende Koulibaly, non lo sapevamo che era Koulibaly. Allora tu dovresti trovare il nuovo, per dire mo il nome che fanno tutti, il nuovo Hernandez, perché nel calcio moderno i terzini che vanno e che ti sanno mettere un cross sono fondamentali. E noi con Gulam avevamo trovato veramente quello più forte in Europa all'epoca. Se l'Atalanta ci darebbe Gosens, non sarebbe male. 4 non sono sicuro. No, io no. È un esterno di centrocampo che va bene nel meccanismo Atalanta, secondo me. Sì. Non me lo prenderei nel Napoli. Allora, quali sono i due nomi che faresti te, Walt? Tavares e Angeligno, che è impossibile, non viene. E chi è? Quell'altro, come si chiama? Angeligno, ex Manchester City, Lipsia, eccetera, eccetera. Non arriverà mai. Sì, l'ho sentito, ex Lipsia, sì, l'ho visto giocare a Lipsia, sì. A te è ancora di più Firpo del Barcellona. Firpo mi piace, sì. Firpo ragazzi sono d'accordo con te, Walt, a me piacciono tutte e due, Emerson e Firpo, sono tutti e due bei profili. Però Emerson è stato dato incedibile dal Chelsea. Ragazzi, Emerson, cioè, noi lo sentiamo da tantissimo tempo, anche per la Roma, eccetera. Emerson ha 26 anni, cioè parliamo di un giocatore che ancora deve raggiungere la maturità. Parliamo, secondo me, di un terzino veramente con le palle. Parliamo di un terzino che veramente, secondo me, invece il salto ce lo potrebbe far fare. Ma allora, ora, anche un'altra cosa, io vabbè sono innamorato e sto dicendo una cosa che non succederà mai, però ragazzi, attualmente, dato che alla Juve è quasi fuori dal progetto, a parte gli infortuni, Alexandro, ragazzi. Un bel terzino, a me piace pure lui. Alexandro, ragazzi, è pauroso. È pauroso. Beh, dalla Juve. Per me anche lui è un bel profilo, ma difficilmente arriverebbe a Napoli. Beh, non lo so, se vai dalla Juve, secondo me, gli dici ti do 30-40 milioni e investi su quello, perché il Napoli su quello la Juve lo sai che vuole, te lo dico io che vuole. O Fabian Ruiz o Zelinski per cosa? No, Zelinski non ci farebbero niente, perché non è il ruolo che serve alla Juve. Abbiamo visto con Dybala. Ma Alexandro rimane a Torino in tribuna nella nebbia a prendersi i soldi. A Napoli non ce lo daranno mai. Bravo, vale. No, per questo ho detto è utopico. Però se uno dice voglio sognare, io quello sognerei. No, per i nomi sono d'accordo con te, di Palmieri, Firpo e Coso. Io dico che quello più possibile per il Napoli è Firpo con un prestito, secondo me.
Sì, anche se Firpo ora sta avendo la figlia e si sta un po' bloccando anche lui. Però Ha era detto quello poi a più giugno, possibile, diciamo. sì, ha detto poi a giugno si vede. Diciamo che sia un po' complicata la vista, un po' tanto. Nello, i due nomi preferiti sui Oh, terzini? assolutamente concordo con voi, con Emerson e Firpo. Sono quelli che So bene. piacciono di più. C'hanno esperienza poi. In squadre big, no? In squadre top in Europa, Chelsea, Barcellona, e quell'altro chi era? Aspetta, è poi Alexandro Juve, ovviamente. Sì. Vabbè, Ho sentito Sono... parlare di Amavi del Marsiglia, dove gioca? Marsiglia, mi sembra. non lo conosco. Ho Adesso. sentito parlare Allora, ultimamente di questa Amavi. Non lo Amavi, conosco. Il nome, ma... no, Amavi sì, l'ho sentito io, mi sembra Francia tunisino. sicuramente gioca, forse è Marsiglia. Sì, Sì, forse questo qui che franco ci hanno scritto. tunisino, una cosa del genere. Però non è un granché secondo me. Questi qui che abbiamo nominato sono certamente più forti. Allora, Andy ci dice: cosa ne pensate dei nomi che stanno girando per il Napoli? Zaccagni, Barak e il terzino dell'Olimpico Olympic Marsiglia. 160 partite, 3 gol e 4 assist. Io vi ribadisco. Allora, che cosa ne pensi, Nello? Rabbrividisco. Allora, Zaccagni è forte, mi piace. Vice Insigne, bel profilo per essere il Vice Insigne l'anno prossimo. Non giocherà mai praticamente perché Insigne non ti lascia. È quello, cioè, Ti lascia mai però vabbè, magari è duttile, capito? Perché gioca in quella zona. ma dove? Ma dove lo metti? Non lo so, guarda. O giochi con il 4-3-3 e lo fai giocare esterno di centrocampo. Al posto di chi? Al posto di chi? Di Fabiano. Ma dai, ragazzi, per favore, dai. Lui deve stare un po' più avanti, un po' più vicino alla porta. Comunque mi piace, per qualità mi piace. Barak sta facendo bene adesso. All'interno del gruppo Verona, ragazzi, escono le individualità, però poi li devi vedere. Voglio dire, abbiamo visto Rachmani, non l'abbiamo visto, però l'abbiamo preso. Amrabat a Firenze sta avendo delle difficoltà ed era un giocatore che io adoravo, che ho guardato col Verona attentamente. L'avrei voluto lui, Cicci, Cocò e tutti quanti, li avrei presi tutti quanti per il Napoli. Però voglio dire, no, quello dell'Olympic Marsiglia non lo conosco assolutamente, è un nome che sicuramente esce. C'è stato l'affare, vediamo chi è il terzino, sicuramente si stanno mettendo d'accordo. Non credo proprio che, a meno che Giuntoli, non lo so, Giuntoli ci pensa lui. Allora, io riguardo questi nomi qui dico che Zaccagni mi piace e poi lo prenderei e poi prenderei anziché Barak Lovato, il difensore che hanno loro. Lovato è un bel difensore. Te, Nello, riguardo questi nomi, Barak, Zaccagni e il terzino del Marsiglia? Zaccagni e Barak sono due profili ideali per il Napoli. A me piacciono e ci può stare, ci può stare. Il terzino del Marsiglia evidentemente Amavi, non lo conosco come gioca, quindi non saprei dare un giudizio su Amavi. Però Barak e Zaccagni li prenderei volentieri. Walt? Per me non sono, non lo so, Non sono adatti. non soddisfano quello che secondo me dovrebbe fare il Napoli. Nel senso, la vedo molto un'operazione alla ROG, tipo quei giocatori alla Pavoletti, quei giocatori che prendi alla Inglese, quei giocatori che prendi alla fine giocano poco, niente e poi rivendi. Perché non sono adattabili al gioco del Napoli. Ma non è perché non giocherebbero, perché io non vedo nessuno che si avvicina a Zaccagni, cioè nel senso, già quando arrivò Jorginho, ok, era un discorso diverso, perché tu avevi bisogno di quel ruolo. E lì avevi un buco che dice a gennaio io provo a mettere questo che mi sembra forte, ok? Ma nel momento in cui tu hai certi giocatori, e parliamo di Fabiano, parliamo di Zelinski, allora se proprio vogliamo dire, vogliamo fare qualcosa in quel ruolo, parli con Real Madrid che ci sta facendo due coglioni così da 3 anni, da quando l'abbiamo comprato, dal giorno dopo il Real Madrid ha iniziato a cagare il cazzo per Fabian, lo vendi. Ma magari, scusa, Zaccagni lo potresti far fare la riserva alla tre quarti per Mertens oppure, capito? La riserva, comunque come un'ottima riserva sarebbe... Zaccagni può fare il trequartista. Sì, ok.
ma ti manca Mertens, metti Zaccagni o metti Zielinski? E poi a quel punto a centrocampo ci metti Fabian o ci metti Zaccagni? E questo Metti è il discorso. Fabian, ma magari può fare la riserva di Fabian, che comunque è Sì, un'alternativa. ok. Allora per me se lo prendi come riserva va bene. Io non so sinceramente lui cosa ci Lui venga a vuole fare. giocare, Per Lui cosa- competere serve anche una panchina buona. Ma la panchina buona attualmente ce l'abbiamo, ragazzi. Cioè, insomma, secondo me insomma, beh, io non sono fidate. d'accordo, Walt, sulla panchina non sono d'accordo, perché ci sono dei giocatori che Riserve non so- buone ce ne sono. No, per esempio, Maximo c'ha posto di Manolas. Non Proprio solo. zero. Allora, partiamo dal presupposto che Maximovic Botti al posto di Dembele. Partiamo dal presupposto che Maximovic l'anno scorso, quando è stato impiegato l'ultima parte di stagione, ha fatto bene. E secondo me Rachmani è un signor difensore. Se gli diamo un po' di chance, Rachmani è un signor difensore. Per quanto riguarda la difesa stiamo a posto, secondo me. No, Rachmani sono d'accordo su Rachmani, io gli do fiducia, un bel difensore. Per quanto riguarda il centrocampo, ragazzi, noi abbiamo Elif Elmas, che passa sempre in sordina, ma è uno di quei calciatori. Ragazzi, tecnicamente Elmas c'ha un passo differente, ma un passo differente rispetto, secondo me, a tutti. Quelle poche volte che ha la possibilità di accendersi. Cioè, Elmas come mezzala, secondo me, potrebbe veramente diventare forte. E secondo me farà la fine che ha fatto alla fine Rog, che ha fatto Piazza alla Juventus, se ne andrà a 20 milioni da qualche parte. E sarà un grande rimpianto, perché secondo me è molto forte. Per quanto riguarda Demme, con riserva Lobotka a me va bene. Zielinski non ne parliamo proprio, deve rimanere per me lì dove sta per sempre, io lo amo. Secondo me, se dobbiamo fare proprio un nome, io andrei dal Sassuolo, dato che già stava scricchiolando a fine estate il DS del Sassuolo. Ti presenti lì 30 milioni e dato che questa stagione è stata anche una stagione travagliata per lui, ti porti Boga. Ti porti a casa Boga, che ti può fare il vice Insigne, e a quel punto hai davvero un'alternativa. Ma secondo me, ti ho detto, guarda, secondo me più che la fase offensiva, sì, fase offensiva magari un altro esterno ti farebbe comodo, però Ma secondo me manca la riserva a centrocampo forte, secondo me. Bah, non lo so. Vabbè, Walt, c'è Josef che dice: ciao ragazzi, essendo milanista amo Napoli, io dico di investire in Argentina. Saluti da Malta. Argentina, boh. Con Argentina si dice investire su qualche argentino. Io sinceramente non faccio il talent scout, quindi non posso esprimere. Chi ci sarebbe, scusa, di argentino forte a giro? Chi ci sarebbe? Attualmente la nazionale argentina fa mezzo ridere, quindi non lo so. Un calciatore sudamericano che io mi sarei preso molto volentieri è Everton. Everton secondo me è davvero davvero forte. L'ala. Non so se avete presente. No, non ce l'ho presente. Te Valerio? Sì. A me segnalava Almendra, un ventenne in Argentina che centrocampista centrale tutto fare. Però la questione perché tu mi dicevi giustamente Boga, ecco, Boga probabilmente sì, fa il salto di qualità se hai Boga in panchina, ma ancora una volta chissà se lui poi accetta di fare il secondo di Insigne, che è un ruolo ingombrante. Al momento quel ruolo lì è coperto praticamente da Elmas, ma a tutti gli effetti quando manca Insigne sposti Lozano a sinistra e fa entrare Politano. Quindi quello è uno dei punti in cui il Napoli, non dico che è carente, ma dove potrebbe inserire qualcuno, ed ecco perché secondo me si è pensato a Zaccagni, che non è un profilo ingombrante come Boga, perché Boga lo devi far giocare. Boga c'ha un dribbling, c'ha una forza fisica, c'ha il gol. Cioè se prendi Boga, per me ci devi puntare seriamente. Però Insigne abbiamo visto che se vuoi continuare di Insigne è difficile puntare. Siccome sono d'accordo, però Insigne abbiamo visto Boga o Zaccagni cambia poco. Abbiamo visto però che Insigne può giocare anche in mezzo alle linee, può anche giocare dietro la punta volendo. Insigne se vuoi continuare, sì, l'abbiamo visto quando mancava Mertens all'inizio. Non lo vuole fare proprio, lo so che ho capito che non lo vuole fare.
d'accordo con te. Per me Insigne in futuro, tra un anno o due, può diventare una mezzala alla David Silva, può essere intelligente e capire che torna indietro perché ha la fase difensiva. È lui che non lo vuole fare. Che si Hanno provato pure nella nazionale a farlo fare il trequartista, ma non gli piace. Lo so. Però secondo me le qualità ce le ha. Ragazzi, scusatemi un secondo, torno subito. Sì, sì. Tranquillo. Poi ci fanno Josef ci dice Candé, ma quando mai arriva al Napoli Candé? Fosse Amaron, fosse. No, Ma pure Leo Messi, devo dire che mi piacerebbe come idea. Ma ci vorrebbe un giocatore come Candé al Napoli, mamma mia. Sì, ho capito, ripeto, pure Messi. Ragazzi, scambio Fabio Ruiz Tonali, lo fareste? Io sì, sto già al quarto piano pronto per buttarmi giù. Devo dire che sto in posizione. Ditemi quando buttarmi. Non lo faresti mai? Assolutamente no. Okay. Anch'io mai, però ti posso dire una cosa. Secondo me per il Napoli era più funzionale Tonali che Lobotka. Dicimi una cosa. Secondo me, poi... sono giocatori diversi, secondo me Tonali non avrebbe giocato in questo Tonali potrebbe fare, ha visto il Milan fa anche il regista, fa. Tonali io lo avrei visto bene in un 4-3-3 sempre al posto di Jorginho, al posto del vecchio Jorginho. Bravo, Tonali, così giocavi con Zelinski, Tonali e Fabio Ruiz. Esatto. Lì sì, ma nel centrocampo a due sinceramente io non toglierei Demme per mettere Tonali. Per il ruolo che fa, ovviamente Tonali per me è più forte. Demme, io dico magari avere un rimpiazzo in banchina come Tonali e non Lobotka è meglio secondo me. Ma perché Tonali viene a fare panchina a Demme? La fa il Milan. Ma la fa il Milan fino a un certo punto, ma dipende poi dalle partite ed è stato anche male, si è anche infortunato. Quindi la fa fino a un certo punto. Secondo me è stato un rimpianto non averlo preso, non averci creduto sopra a Tonali, perché poi alla fine abbiamo preso Demme e Lobotka. Va bene Demme, ma Lobotka non te l'ho detto, non mi convince nulla a me. Secondo me deve avere la possibilità, non ce l'ha avuta. Te cosa ne pensi, Nello, riguardo Tonali? Non lo vedo adatto per il Napoli, sinceramente. Non lo vedo proprio... ed è uno spreco. Non ce lo vedo proprio nel Napoli, Tonali. Forse nel 4-3 come si diceva è adatto, ma nel 4-2-3-1 no. No, il 4-3-1 assolutamente no. Il modulo è questo e non è assolutamente adatto, Tonali. Vediamo un po'. Sì, ma secondo me anche come diceva Walt, io avrei preso magari un Tonali e sarei ritornato a un 4-3-3 perché il Napoli lo vedo più forte con un 4-3-3 secondo me, perché ha i giocatori per un 4-3-3. O no, siete d'accordo ragazzi? Il Napoli sì, il Napoli ha la squadra. Sì. Il Napoli ha la squadra fatta 4-3 senza ombra di dubbio. A te, ecco, Valerio non gliel'abbiamo fatta. Valerio, cosa dici? Fabio Ruiz Tonali, ci faresti, dicevano, accetteresti lo scambio? Sì, però mi devono dare qualcosa di soldi vicino. Guarda che faccio il patto, guarda. Scusami, Walt, se Fabian il Real vuole fare la follia, 60 milioni, 70 milioni, eccetera, eccetera, Tonali quanto vale in questo momento? Ne vale 30, 40? No, 40 mai nella vita. Perché comunque Tonali deve crescere. Per me ne vale 30, a dire tanto. A dire tanto. Vabbè, ma io come dicevo anche io, secondo me un Tonali al Napoli non farebbe schifo, fa comodo un giocatore come Tonali, secondo me. Allora ragazzi, ma se per qualche soldo in più intendete 40 milioni, ma per me va benissimo. Però non è qualche soldo in più, è Tonali più 40 milioni. Se mi dite Fabian per Tonali con Fabian che ha quel valore, perché in Spagna Fabian è portato così. No. Fabian è portato così in Spagna. No, mai nella vita, ma mai. Ma anche come qualità, Fabian quello che ha fatto vedere, a parte quest'anno, quello che ha fatto vedere Fabian è tanta roba, ma è tutt'altra cosa rispetto a Tonali per ora. Nella Spagna gioca una favola Fabian. Ragazzi, ma Fabian è l'inferno principale. Nel momento in cui Fabian esplode. Esatto.
Cioè, uno dei premi principali di Luis Enrique. Noi potremmo dire di averlo avuto, Fabian, diventerà uno dei più forti al mondo, sono sicuro. Al Real o al Barcellona diventa uno dei più forti al mondo. Che è Fabian, secondo te? Sì. Ma sì, perché al Napoli ha perso lo stimolo. Sì, non ci Non vuole ha voglia. Quando un giocatore non ha voglia di restare, lo deve vendere. Esatto. Purtroppo la situazione è questa, però è fortissimo, ragazzi, veramente fortissimo. No, anche secondo me le qualità ce l'ha, è forte. È che quando arrivò a Napoli, ha visto, giocava bene pure. Quando arrivò a Napoli Fabian, i primi giocava pure bene. Poi pian piano è andato a calare di prestazioni, ma perché senti le voci di mercato su di lui e poi non è stato più lui, è quello. Ma più che altro perché lo toglie dal suo ruolo. Cioè, nel senso lo fai giocare nel 4-4-2 oppure nel 4-2-3-1, è come mettere l'ananas sulla pizza. Ragazzi, che tra l'altro qua lo fanno, qua a New York fa schifo. Secondo me, posso dirla questa cosa, non è una notizia, non ho una fonte, è una opinione mia personale. Fabian può essere un po' isolato nello spogliatoio. Io ho idea che Insigne non lo sopporti, perché ogni tanto gli fa quei richiamini, Fabian guarda, Fabian fai sempre tunnel, eccetera eccetera, e sappiamo l'importanza di Insigne nello spogliatoio, perché al di là di tutto è lui che gestisce, fa lui Mertens, Koulibaly. Quindi non vorrei che si siano creati un pochino di fazioni, eccetera eccetera. Va via anche Callejon, Fabian resta un pochino isolato all'interno, e quindi questo non lo aiuta a dare anche delle prestazioni più fresche e brillanti, perché sono fragili mentalmente. Ma l'ho buttata lì così. Lo sai che io non lo so, più che altro perché a me sembra abbastanza affiatato. Che poi Insigne abbia un caratterino, ragazzi, perché il capitano c'ha un caratterino. Io i rapporti con Fabian non li so. Sicuramente come ragazzo è più chiuso, ok? Non è uno di quelli che si mette a urlare, non è uno di quelli che senti sempre, è uno di quelli che senti quando devi sentirlo. Però è anche uno che la grinta ce la mette. È anche uno che quando deve lavorare sta zitto e lavora. Poi ragazzi è ovvio, ripeto, ma anche ora una cosa che può sembrare stupida ma non lo è, vedendo giocatori magari come Goretzka, no? Il cambiamento fisico che hanno avuto. Voi avete visto l'evoluzione fisica di Fabian? Fabian era un tronco. Fabian è tornato pompato post-Covid. Cioè Fabian la grinta ce la mette per fare quello che vuole fare lui. Sulla grinta non lo so, che sia cresciuto fisicamente sì, e non vorrei che questo lo abbia un po' appesantito, però io ho visto, guarda, tantissimi contrasti dove lui moscio, che poteva praticamente andarci tosto. Ma sai che secondo me è anche frustrante dopo un po' non riuscire a fare quello che vorresti fare perché non stai nel ruolo che vorresti fare. E non rende le sue qualità, perché Fabian anche secondo me è un giocatore che ha enormi qualità, perché come mai con la Spagna fa la differenza, un giocatore che a centrocampo ti fa la differenza, e poi al Napoli non si capisce. Al Napoli totalmente è un altro giocatore. Ma noi la Coppa Italia abbiamo vinto per Fabian, ragazzi, perché senza il gol all'Inter che si è inventato lui, ha deciso devo segnare lì la porta, ok, là sotto, vai là, cioè, senza quel gol ciao. Sono d'accordo, Walt, però te guarda le prestazioni nel Napoli e quelle nella Spagna. Nella Spagna c'ha più continuità, nel Napoli no. Nel Napoli è sale anche vero che nel Napoli tutti non hanno continuità. È anche vero nel Napoli sale e scende come va la squadra va in alto, Fabian va in alto, la squadra va in basso, Fabian va in basso, va così Fabian. Ma un po' anche nella Spagna, ragazzi, perché lui entra nell'ultima partita che abbiamo visto, una Spagna che già sta distruggendo l'avversario, lui entra, gioca benissimo, gioca sulle ali dell'entusiasmo, ha meno compiti
anche specifici, perché l'allenatore, perché Gattuso, ragazzi, gli dice per filo e per segno come devono fare certe cose, e secondo me lui deve pensare troppo per giocare nel Napoli, mentre la Spagna gioca più libero mentalmente, può svariare. L'abbiamo visto proprio con la nazionale, che lui si è trovato a destra, a sinistra, mezzala, ala pura, tira i calci di punizione, i calcio d'angolo, ha fatto i 2 assist sul calcio d'angolo, cioè proprio libero di testa di fare quello che vuole. Probabilmente non gli danno anche questi compiti specifici che dà Gattuso. È che non stai facendo questo, devi stare 2 centimetri più avanti. Alcuni giocatori reagiscono bene a tutto questo, altri meno, e può essere che lui sia uno di quelli che reagisce non benissimo. Ricordiamoci, lui Gattuso lo vorrebbe mettere a sinistra a 2, è Fabian che vuole giocare sulla destra anche a 2, non solo perché gli ricorda la mezzala destra che a lui piace tanto. Quindi anche questo c'è da considerare, che quando Gattuso prova a metterlo a sinistra, lui perde la posizione e si trova così. Vabbè, io questa cosa di Gattuso lo voglio mettere a sinistra non lo so. L'ha detto lui, l'ha detto proprio Gattuso, me lo ricordo. L'ha detto? L'ha detto lui? Ha detto io lo vorrei mettere a sinistra, perché mi pare Marocchi glielo chiese, perché non metti il mediano a sinistra con il sinistro? E Gattuso ha detto guarda, Strunz, non gliel'ha detto così, però l'idea era Strunz, io l'ho già fatta sta cosa, è lui che non si trova e mi perde la posizione, quindi sono costretto a metterlo dall'altra parte. Questo per... Allora, domanda per tutti: prenderesti un altro difensore centrale da mettere vicino Koulibaly, Manolas? O stiamo a posto con Rachmani? A posto Rachmani, assolutamente. Che ne pensi, Vale? Rachmani, voglio vederlo con continuità. Bisogna sostituire poi Maksimovic che è in scadenza. Questo sì. Te quanto? Io rinnoverei Maksimovic, nel senso tutte e due. Rachmani, per me anche Maksimovic, per quello che ha fatto vedere, come terzo va benissimo. Terzo quarto. Maksimovic quarto, terzo Rachmani e quarto Maksimovic. Terzo quarto, ma dipende dalla partita. Ma sì, esatto, e da chi c'è vicino soprattutto. Un'altra domanda: Coppa Marz e Stam a posto? No, aspetta, quelle sono le come si chiama? Come si dice? Coppa Marz, come si chiama? Insomma, avete capito? Quello della Z, del dentifricio. Ti piace Palto? Sì. Sì. Però anche lì è capitano della Z, se non vado errato. Sì, ma è molto 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 forte, ma attualmente, cioè, è più offensivo sia di Bakayoko che di Demme che di Fabian. Attualmente dove lo metti? È quello il discorso. E verrebbe a Napoli a fare la panchina ora? Secondo me Cop Miners, se viene, si prende il posto da titolare, qualcuno esce, non so chi, ma qualcuno esce pure secondo me, però no, vabbè, non lo so, ovviamente non solo è forte nella vita reale, è forte anche nei videogiochi, c'ha un sacco di 20 magari ci pigliamo stu Cop Miners e ci vendiamo a Bobotta là. Ma ci siamo arrivati un po' troppo, non l'abbiamo scoperto noi, perché l'abbiamo visto giocare contro di noi, se ne sono accorti penso in tutta Europa. A parte questo, ma l'avete sentita l'offerta? C'è stata, ora non so se è reale, ma da quel che so c'è stata un'offerta da parte del Torino per Lobotka. Sì, ho sentita pure questa. Ma poteva essere solo un prestito, perché il Torino 25 milioni, non penso che il Napoli lo può rivendere dopo 6 mesi a meno di 20 milioni. Io penso che quel prezzo lì no, il cartellino di Lobotka penso che ora è a 15 milioni. No, ha giocato talmente poco. 10 milioni allora. No, è 20, sono 20 milioni. Ha pure giocato meno di 20 non te lo levi, te lo mantieni. Non ha senso. Non avrebbe senso. Io a 20 milioni sì lo venderei Lobotka. Se ti offrono 20 a me piace, ragazzi, secondo me può dare tanto, poi vabbè, magari sbaglio, però non mi dispiace così tanto. Se dovessi cambiarlo con questo Cop Miners, certo, ma anche Demme cambierei Cop Miners, cioè nel senso Cop Miners per me attualmente sta sotto soltanto a Zielinski e Fabian, cioè nel senso tutti gli altri darei via per Cop Miners. Ma guardate che lo vuole mezza Europa, non stiamo parlando dell'ultimo arrivato, mezza Europa lo vuole.
No, ma assolutamente si viene a prendere il posto titolare a Napoli. Mi piace troppo come giocatore. No. Che è Non lo successo? Ti vedo nella nebbia. Boh, No, sei tutto... bucato. Aspetta, che cazzo è? Non lo so. La telecamera, che cacchio. Ora come dire a posto? Qua ci chiedono che succede se il Napoli perde anche la prossima partita. E prima cosa mi butto alla finestra per quanto mi riguarda. Secondo me Gattuso viene cacciato. Secondo voi? Sono quattro, prima di No, tutto forse no. Sì. Gattuso viene buttato Secondo me fuori. se ne perde un altro ancora, 3 di fila lo buttano fuori, secondo me. Secondo te No, io invece penso già dalla prossima. Io penso già dalla prossima. Se perde col Parma... Veniamo già da 2 sconfitte consecutive. Se perde sì, col Parma... siamo già 2, sì, allora siamo già 2. Facciamo la terza e siamo a casa. Se perde col Parma se ne va a casa. Col Parma sì, se perde con lo Spezia ancora poi c'è la partita di campionato, perché ragazzi non possiamo considerare che comunque stiamo là a 3 punti dalla Champions. E comunque ci dice Rino, scusa Vale, ci dice Rino, Rock ci faceva comodo adesso, sei d'accordo? Non lo so, Rock qua non si è mai imposto. Un bel cagnaccio sicuramente, dinamico, poteva starci. Però preferisco Demme, sinceramente, che sta imparando anche a mantenersi un pochino e a prendere meno cartellini. Anche a me Demme mi piace tanto, è forte, per il Napoli è un giocatore. A te, Walt, Demme non ti convince? Rog, poi il nome a me Demme piace tanto. E Rog sinceramente piaceva anche lui, non si è mai integrato, sono d'accordo. E in questo Napoli sinceramente non ce lo vedo. Non vedo come avrebbe potuto trovare spazio comunque. Nello, te? No, perché Rog no, perché col centrocampo siamo a posto. Cagnaccio sì, ma comunque c'è Bakayoko, insomma. Quindi non vedo questa utilità di Rog in questo momento. Dice Luca Leardi, dice, ma Elmas che ne dite? È sempre valido secondo voi o non è valido per il Napoli? Fortissimo, ragazzi. Valido, assolutamente valido. Per te vale? Va visto giocare dall'inizio, voglio capire qual è il suo ruolo preferito. Di più, no? In Macedonia, la Macedonia mi pare che gioca la frutta, trequartista, insomma. Viene dalla frutta, per questo. Val di Fiori, e quindi secondo me senza compiti. Secondo me, da quello che ho visto quando ha giocato, perché ha giocato trequartista, Elmas trequartista. No, ma la qualità ce l'ha, è un giocatore qualitativo. Sì, ma secondo me non solo a tre quarti. Io lo vedrei bene a mezzala. Sì, mezzala, bravo. Ma io qualche volta lo vorrei vedere anche, non lo so, mediano vicino a Demme, provarlo, non lo so. Qualche volta lo vorrei vedere lì. Ma non ha quelle qualità, non ha le qualità da mediano. Ma provarlo non costa nulla, tante volte viene fuori che è adatto, che è buono. In questo momento non puoi rischiare sulla mediana, è la zona più fragile del campo. Cioè, ragazzi, noi abbiamo perso la Supercoppa perché in mediana ci bucavano mancavissimo la vasellina, parliamoci chiaro. Demme e Bakayoko stavano col culo a terra un secondo sì e l'altro pure, e il terzo secondo di fila li prendevano a schiaffi, cioè nel senso, là Arthur e McKennie hanno fatto come cazzo gli pareva. Pam, imbucati, sempre. Gualt sembra Dani ogni tanto, dice Francesca Esposti. La garra charrua. E Moon dice Lobotka è un gesso mai visto, non potevamo tenerci di Avarà. Vallo a dire ai tifosi ai tifosi della Roma che ancora ci stanno bestemmiando per Avarà, e Gualt se ne va addirittura. Ciao ragazzi, grazie, è stato bello. Grazie.
Io amo Lozano, e vabbè, chi è che non ama Lozano? Penso tutti quanti. Ma Angela è proprio un amore che va oltre l'amore calcistico, secondo me. Ma Angela, ma ti piace un burrito? Che? Mamma mia, che brutta cosa che hai detto. Mamma mia, mi dissocio immediatamente e lancio uno spottino. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Eccetera, eccetera. Dissocio. Comunque dice Mana TV, bella comunque la pubblicità, è alto livello proprio. Grazie. Allora, il Sassuolo non ti darà mai Bocà perché chiede troppi soldi. De Laurentiis non lo prende. Siete d'accordo? Io mi salvo lo screen perché io sono quasi convinto che arriverà, non so se a Napoli, ma sicuramente parte. Non rimane a Sassuolo la prossima estate, non rimane a Reggio Emilia, sicuro. Infatti dice Andrea Coppola, questa è legata sempre a Bocà. Vice Insigne, e quando gioca? E perché dovrebbe accettare di venire come vice? Perché Insigne non si può fare tutte le partite, perché Insigne in teoria con le qualità che ha potrebbe anche essere messo in un altro ruolo, e perché Bocà altri ruoli li sa fare. Sì, te dici ma titolare, in altri ruoli titolare. Bocà sì. Bocà ti sa spaziare dove vuoi. Dove lo metti? Al posto di chi? Titolare però, non in banchina, capito? Titolare dove lo metti? Attualmente, allora, partiamo da un presupposto. C'è una grande incognita da dover tenere in considerazione nel Napoli, che attualmente è Ciro Mertens. Perché quello che sta mancando di più al Napoli, secondo me, è Mertens. Proprio come ruolo. Ok? Se Mertens dovesse andare sempre in fase discendente, a quel punto Bocà, a parte che Bocà potrebbe anche giocare lì. A parte che Bocà ha giocato sia in vita sua, ha giocato sia alla sinistra che alla destra che trequartista. Ha fatto tutto Bocà. Però a me trequartista non ce lo vedo, perché lui ha velocità, e la sua velocità la esprime sugli esterni, capito? Sono d'accordo, però Bocà c'ha anche le qualità. Bocà secondo me è un giocatore, è anche, ma è un giocatore, è anche giovane, ragazzi. È un giocatore che ha tecnica, ha velocità, ha intelligenza tattica, ha tutto. Vede la porta, tutto. E gli puoi far fare quello che vuoi. È un jolly che puoi mettere dove vuoi e te lo fa bene. Angela Torre, ragazzi, ma Zelinski invece di fare la doppia punta non potrebbe stare tra terzino sinistro e alla sinistra? Nello, che ne pensi? No, per me Zelinski sta lì dove sta adesso e rende di più, per me rende di più da trequartista. Deve essere un po' più costante a segnare, deve segnare un po' di più, deve essere più continuo. Da quel ruolo sì. Però vedo che ha molte capacità da fare il trequartista. Se è più continuo, manca solo questa, la solita continuità. Certamente non è Hamsik. No. Assolutamente no. Però per quanto riguarda me, secondo me invece no. Secondo me da mezzala sarebbe meglio nel 4-3-3. Cioè Zelinski è Zelinski perché è nato lì, ragazzi. Zelinski è diventato quello che è diventato facendo la mezzala. Lo vedi mezzala, ma perché? Perché vicino a Insigne hanno la tecnica tutte e due di scambiarsi. Ma vi ricordate il gol di Mertens contro che squadra era? Aspetta, forse proprio contro la Lazio era il gol che fece soltanto col puntino sul secondo palo, l'azione che stiamo rivedendo anche in questi giorni, manovrata dal Napoli. Insigne, Zelinski in mezzo che la dà di scavettino a Mertens che la mette con la punta, mi sembra fosse contro la Lazio. Sì. Ragazzi, è quello. Zelinski ti crea la superiorità numerica lì, ma come finalizzatore, e serve un finalizzatore lì come trequartista al Napoli, Mertens, che Osimhen ti crea lo spazio e Mertens lì come facevano le prime partite. Secondo me è meglio Mertens.
Secondo me invece come mezzala Zielinski ti creerebbe uno spazio che attualmente manca lì, perché il Napoli, se vedete, cerca sempre di attaccare a sinistra e il fatto lo che so, Isai ma se in questo momento ti giochi con un 4-2-3-1, lo preferisci mediano o trequartista? A quel punto. trequartista, ma perché mediano non può esserlo, non può fare quello che ha fatto l'anno scorso Ancelotti. In questo momento io Zielinski lo vedo come panchinaro di Mertens. Te, Valerio? Per me può fare tutte e due le cose. Se nel 4-3-3 come mezzala sinistra è perfetto, può giocare anche dall'altra parte, lo faceva pure con Sarri, ogni tanto lo utilizzava anche come mezzala destra e anche insieme ad Amsi, che non era male. Però poi ti manca Allan, quello che faceva Allan. E come trequartista secondo me è devastante, perché se trova lui nelle fasi della partita dove ad andare ad appoggiare, una volta si appoggia con Insigne, una volta sostiene la punta e una volta crea superiorità con Lozano, i difensori vanno in difficoltà se c'hai tu la palla. Sei d'accordo con Nello allora, che è trequartista? Sarebbe il forte suo come trequartista, diciamo. Sì, ma ti ripeto, Zielinski ha le capacità di giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Sì, lui è un giocatore che dove lo metti fa il suo. È un giocatore completo. È quello, diciamo, è il nostro punto forte del centrocampo. Se va a prendere un centrocampista, Zielinski è il giocatore più completo, è il punto forte del centrocampo del Napoli. Secondo me sì. Anche secondo me, ma secondo me è anche è tra i più forti in Serie A Zielinski. C'è Milinkovic, c'è Luis Alberto, c'è Zielinski, questi sono i più forti. McKennie, mettiamo anche McKennie che secondo me fa più rotture, è più dinamico, sta uscendo ma anche Luis Alberto e Milinkovic, ragazzi, sono ruoli diversi. Sì, lo so. Cioè il 3-5-2 della Lazio non lo puoi paragonare minimamente al Napoli, cioè non è uomo assist Zielinski, Luis Alberto è uomo assist e Milinkovic nel ruolo attuale, perché prima giocava più avanzato, attualmente è meno offensivo rispetto al trequartista Zielinski, secondo me, cioè non sono paragonabili attualmente. Sicuramente molto più Milinkovic di Luis Alberto. Luis Alberto è proprio un'altra cosa. Comunque dice Fabio, l'unico che prenderei è Locatelli dal Sassuolo. Che ne pensate? Bel giocatore, sì. Decisamente si prende responsabilità. Sì, perché i giocatori di qualità vanno sempre bene, non so se già in orbita Juventus, insomma è uno di quei giocatori che probabilmente... Ma in mediana insieme a Demme lo vedi? Il 4-2-3-1 penso sia perfetto Locatelli. Sì, mi piace. In mediana vicino Demme? Sì. Perché secondo me Locatelli è più qualitativo di Bakayoko, a me piace di più. Locatelli piace di più. Ma sono molto diversi. Locatelli si va a prendere il pallone, ti fa il lancio. Mi piace di più, secondo me è più completo. Te Walt che ne pensi di Locatelli? Anch'io lo vedo bene, lo vedo bene al posto di Demme però. Perché ragazzi, Bakayoko noi non ce ne accorgiamo, ma il lavoro che fa è fondamentale, anche se nelle ultime partite non sta facendo benissimo. Lo schermo che ti dà Bakayoko, il posizionamento, non è veloce e non è tecnico, ma ti fa da muro. È quello che mancava l'anno scorso al Napoli e Bakayoko lo sa fare. Poi è ovvio, non sta in condizione attualmente, però fidati, secondo me togliere Bakayoko in questo momento sarebbe veramente disastroso. Se ne mettiamo un altro al posto di Bakayoko prendiamo le imbarcate, ma quelle vere. Secondo me. Vabbè, ognuno ha il suo pensiero. Secondo me è perfetto Demme Locatelli, secondo te Bakayoko Locatelli. Te che ne pensi invece, Nello? Demme Locatelli penso sia perfetto il 4-2-3-1. Però comunque piace lo stesso Bakayoko. Però penso che se arriva Locatelli penso sia adatto con Demme e non con Bakayoko, secondo me. Anche secondo me, perché Demme non è imprescindibile per il centrocampo del Napoli. Non ne puoi far meno di Demme. Per me è stesso anche Bakayoko. Però se devo prendere Locatelli lo affiancherei insieme ha più qualità di Bakayoko. A Demme. Sì, secondo me. Perché è un giocatore che rispetto a Bakayoko vede anche di più la porta, capito?
non solo Sì, sa proteggere il pallone, ti sa fare i lanci, si sa inserire, segna anche da fuori area. Un giocatore che Bakayoko sì, ogni tanto ti fa qualche tiro, c'ha i piedi un po' a banano Bakayoko, Chi segna fuori area? Locatelli. Ah, Locatelli. Pensavo Demme. Locatelli è un giocatore che segna, vede la porta, oltre che giocare bene, secondo me. O no, vale? Sì, no, ma sono tutti giocatori diversi, ragazzi, che si possono integrare insieme, dipende da poi che ruoli, che compiti gli dai, ovviamente. Locatelli nel Sassuolo sta facendo il regista a tutti gli effetti, te lo ritrovi anche sulla linea dei difensori a prendere palle e a impostare. Questo è un ruolo che in questo momento può fare Demme, fa più con difficoltà Bakayoko, perché Bakayoko ha il compito, come diceva Quack, di avere il posizionamento e il senso della posizione, che gli permette anche di ovviare alla sua lentezza, che è evidente, che è un po' macchinoso, ma lui sa già dove si deve posizionare con il corpo, dove potrà arrivare il pallone, come proteggerlo, perché ragazzi è lento, ma gliela devi togliere la palla a Bakayoko, gli devi fare fallo. Lui si prende un sacco di falli, che è una cosa che nel Napoli manca a centrocampo, cioè sapere come mettersi col corpo e farsi buttare a Insomma, sono tutti giocatori importanti, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Pure Bobotta, ho capito. Fa il suo perché. Un'altra cosa, sempre di Locatelli. Secondo voi il prezzo del cartellino, quando è di Locatelli? Per andarlo a prendere? Attuale. 40 milioni? Sì, pure secondo me. 40. Mamma mia, sono tante, Pensa che Bakayoko ti chiedono 30 milioni per riscattarli, però se ci metti 10 milioni ti pigli Locatelli. Io prenderei Locatelli, onestamente. E lo prendi se Locatelli vuole venire al Napoli. È quello il problema. Sempre lì. Io sono mezzo innamorato, Bakayoko non lo toccherei mai nella vita. Mai nella vita. Bakayoko o Locatelli? Cioè, se dovesse mettere uno dei due. Troppo diversi, tutti e due insieme, Bakayoko, Locatelli in mediana. Cioè, bravo, anche io. A quel punto ti vendi Bobotta e ti prendi Bakayoko e Locatelli. Allora sì che c'è un bel centrocampo, no? Guarda. Sì, senza ombra di dubbio. C'è un centrocampo ancora più qualitativo. C'hai Fabiani, c'hai Zelinski, c'hai Locatelli, c'hai Demme. Allora, sì. qualità proprio. Cioè, quello sarebbe un centrocampo fortissimo, secondo me. Perché ragazzi, ora la domanda ve la faccio io. Cioè, dovessimo non riscattare Bakayoko, chi prendereste a fare il lavoro di Bakayoko attualmente? Chi te lo fa? Secondo me Demme ti fa tutto, ti fa entrambe le fasi. Demme ti fa tutto. Demme non fa il lavoro di Bakayoko. Recupera i palloni, ti fa non sono d'accordo con Demme, non fa un lavoro di Bakayoko. Vabbè, diciamo che Bakayoko fa un po' la fase un po' semplice del Napoli, il passaggino per poi liberare il regista o quello e quell'altro. Oppure ostacola il giocatore che si vuole inserire perché fisicamente è grosso e si mette lì. Bakayoko fa da diga, Bakayoko fa da schermo tra il centrocampo e la difesa. Però tante volte quando viene esaltato va in difficoltà. Io l'ho visto che si ferma pure, non rincorre il giocatore quando viene esaltato. Ma non è, allora, qual è il discorso? È che se la squadra intorno a Bakayoko e soprattutto il reparto difensivo gira, ok. Se ti aspetti da Bakayoko Allan, no. Da Bakayoko tu ti devi aspettare che riesca a temporeggiare, riesca a far tornare la squadra, indietreggiando bene, anche se ti salta, c'hai il terzino oppure Insigne da una parte e Lozano dall'altra che riesce a riprenderti il pallone. Però se tu ti aspetti da Bakayoko che quello ti salta e rientra come Allan e ti scivola, ti fa ripartire la squadra, Bakayoko non è Allan, ma attualmente all'Allan c'è solo Barella in Serie A. Allan era totalmente, quando era al meglio di sé era il meglio, cioè era insostituibile nel Napoli.
Però ecco, Bakayoko, vedi, che ti volevo dire, dove l'ho visto in difficoltà? Quando Barak si è inserito, l'hai visto che l'ha bruciato Sì. sulla corsa. Sì, sì. No, infatti, ultime 2 partite di Bakayoko scandalose, sia con la Juve che con il Verona. Sono d'accordissimo. Per quello, Ma bisogna soprattutto vederlo più avanti, dai, perché comunque va data sempre fiducia ai giocatori, bisogna da vederlo più avanti. tempo, secondo me, come giocatore, come tipo di giocatore, è molto utile ed è difficilmente rimpiazzabile. E secondo me comunque il Napoli non pagherà i 30 Spero milioni. che sia così, me lo auguro, perché abbiamo bisogno di un Bakayoko che faccia le partite all'altezza e ci porta poi a arrivare al quarto posto, sia lui che Demme insieme facciano la differenza. Abbiamo bisogno di quello. Ragazzi, ma Koulibaly e Bakayoko quando giocano nello stesso modo, quando si riescono a coordinare, perché anche Koulibaly l'unica cosa di cui pecca alcune volte è la lettura di alcune azioni. Infatti, quando giocava benissimo Koulibaly, quando ci aveva vicino Albiol, che Albiol capiva 45 minuti prima l'azione quale fosse. L'anno scorso che Manolas andava e faceva gli stessi movimenti di Koulibaly, tutte e due a farfalle. Invece quest'anno che si stanno riuscendo a coordinare meglio, va tutto meglio. Ma nel momento in cui Koulibaly e Bakayoko riescono a coordinarsi, cioè che magari andare, perché se vedete, uno tra Koulibaly e Manolas di solito esce ad andare a pressare e l'altro si accentra. Se invece di fare quel passetto in avanti Koulibaly ci va Bakayoko e magari viene saltato, ma c'è Koulibaly dietro al rimorchio, ragazzi, là diventiamo la migliore difesa della Serie A, come fino ad ora eravamo. Fino alla partita col Verona eravamo la migliore difesa della Serie A. No, quello sì, quello sono d'accordo. Il Napoli aveva preso 16 gol, mi sembra, 16 se Capito? non- E quindi l'inserimento di Bakayoko, ragazzi, Sì, perché potrebbe essere... Koulibaly fisicamente è una montagna, non lo muove. Così anche Bakayoko, soltanto che Bakayoko ogni tanto lo vedi fare queste partite così che si perde il giocatore. Spero che in avanti dia più continuità, come tutti i giocatori del Napoli che stanno mancando nella continuità. Bakayoko però, vedi, quando corre col pallone a volte lo vedi anche inciampicare sul pallone, ci ha fatto caso. Bakayoko è Quelle goffo. gambe... Bakayoko è goffo. Però ragazzi, prendiamo un altro giocatore goffo, il primo che mi viene in mente, Matuidi, che era storto, mamma quanto era storto. Matuidi ha fatto la storia del PSG, ha fatto la storia della Francia, essendo goffo quanto volete, ma era fondamentale. In qualsiasi squadra andasse, all'inizio con la Juventus era fondamentale Matuidi. È goffo Bakayoko, non ha tecnica, però è utile quanto nessuno, cioè è No, ma utilissimo Bakayoko. infatti bisogna dargli fiducia, quello è giusto. È arrivato, quando è arrivato Bakayoko? Quest'estate, 6 mesi fa. Sì, Cioè, deve gli ultimi... giocare tutto l'anno e poi vediamo cosa, capito? Esatto. I frutti, vediamo cosa ha dato. E allora alla fine, se è valsa la pena, lo riscattiamo. Se non è valsa la pena, ciao ciao, e Esatto. Ma ci secondo vediamo me, quando giochiamo contro Bakayoko. attualmente 3/4 dei gol presi al Napoli è colpa di chi? Dei terzini. Di Lorenzo ce ne ha fatti subire almeno 6-7 di gol quest'anno, per non parlare di Sai e Mario Rui. E allora, e comunque eravamo la miglior difesa della Serie A. Quindi facciamoci 2 domande e diamoci 2 risposte. Se la difesa è migliorata così tanto, con gli stessi uomini dell'anno scorso. Perché? Perché evidentemente il centrocampo lavorava meglio in fase di copertura. E comunque Bakayoko fino a 3 giornate fa giocava con vicino Fabian, che è tutto tranne che un mediano. No, ma come diceva Valerio, Fabiano e Bakayoko insieme non possono stare, se no ci addormiamo, ce ne andiamo direttamente a cuccare, Esatto. cioè, sono troppo lenti insieme nelle manovre, ci fanno addormentare, buonanotte. Ci vuole uno come Demme che fa andare il gioco del Napoli veloce, ma se te hai visto il primo tempo con il Verona, quando c'era Demme in campo, il gioco del Napoli si muoveva veloce con Demme, ci ha fatto caso? Ragazzi, ma quanto ci servirebbe Jorginho? Ma quanto... Vabbè, Jorginho è un altro giocatore, è troppo più forte di Demme, secondo me. Allora, parlando di questa domanda che ci fa Mattia della Gatta, parto da Valerio. Secondo voi il Napoli può riconquistare la Coppa Italia? Sì, se vinciamo tutte le partite che dobbiamo affrontare, sì.
Cioè, queste sono le domande che Lo temi lo Spezia, lo temi lo Spezia. È chiaro, temo tutte le squadre che affronta il Napoli, perché il Napoli non mi sta dando garanzie di continuità, però abbiamo una vendetta da compiere con lo Spezia, perché si sono rubati 3 punti con un tiro. Con un tiro sul palo si sono rubati 3 punti, quindi immagino che ci possa essere anche una prova di orgoglio, come la Roma è riuscita con l'orgoglio all'ultimo minuto a recuperare con lo Spezia dopo essere stati buttati fuori dalla Coppa Italia. È anche il culo, sicuramente. Dove sta? Ce l'ho pronto nel caso in cui questo ha avuto la Roma. Voglio immaginare che il Napoli faccia la partita. Oltretutto veniamo dalla delusione del Verona, quindi partita che va presa per le corna immediatamente e messa subito sul binario giusto. Lo Spezia gioca bene, diciamoci quello che è. Lo Spezia gioca bene, però noi le abbiamo già messi alle corde una volta e ci è mancato solamente il gol, quindi no, quello sta tutto da noi. Dipende tutto da noi. Se noi giochiamo da Napoli dovremmo vincere. Non c'è dubbio. Se facciamo la stessa partita che abbiamo fatto in campionato, 2 di quei gol che non abbiamo fatto entrano, perché è incredibile quello che è successo in campionato. 30 tiri, madonna, 30 tiri, loro hanno fatto un tiro e ci hanno fatto gol. Quando è finito? 2-1. 30 tiri, un gol, e loro ne hanno fatto 2 tiri, 2 gol. Comunque, a questa domanda basta rispondere che l'anno scorso noi abbiamo vinto la Coppa Italia battendo prima, seconda e terza. Quindi non c'è squadra che il Napoli non possa battere, quindi è una domanda che secondo me non sussiste. Te lo puoi rivincere? Guarda. Sì, non la rivincerà secondo me. Secondo me usciamo in semifinale contro Lazio e Atalanta. Per te, Nello? Napoli la può riconquistare sicuramente. Comunque difficile, cioè, nel senso, con lo Spezia comunque abbiamo visto che quella partita se la giochi 100 volte e la vinci tutte 100 volte. Certamente l'ultimo Napoli non è che tanto, però una giusta rivincita può portarsi in semifinale, magari. Sicuramente una tra Atalanta e Lazio è difficile, ma il Napoli ha la carta in regola per rivincerla questa Coppa. Io ve la butto alla fine è sempre una partita secca, qualsiasi sia l'avversario. Invece, Nello, io ve la butto lì. Secondo me quest'anno ci può essere una sorpresa, la può vincere l'Atalanta la Coppa Italia. Diciamo una sorpresa, perché ora l'Atalanta è una grande cioè forte. Può essere pure, ma secondo me la vince passa o il Milan deve batterci il territorio. Secondo me la vince chi passa dall'altra parte, tra Milan, Juventus e Inter. Milan, Inter e Juventus. Ok. Allora, vabbè, ragazzi, io vi devo salutare perché domani c'ho un esame. Noi fra 20 minuti si staccava tanto, non lo so, se non ce la fai... No, più che altro c'ho un esame, quindi preferirei andare a iniziare ad avviarmi. Intanto ti ringrazio per essere stato qui. Ragazzi, c'è il link in descrizione del canale di Walt. Quando volete andate a visitarlo e magari lasciate anche una bella iscrizione che se la merita tutta. Grazie. Comunque, ragazzi, ripetiamo perché è stato veramente un piacere. Ciao, Walt. Forza Napoli. Ciao, sempre. Walt. Ciao. Sempre ciao, forza ragazzi. sempre. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, la domanda che ci fanno, ragazzi, tanto siamo altri 20 minuti e poi si chiude, va bene? C'è problema? Allora, esce Fabian Ruiz, che è pietoso giocatore con noi, tutti i tifosi del Napoli, non ce la facciamo più a vederlo con la maglia del Napoli. Cosa pensate voi? Non è stato, cioè, non sta giocando bene. Sicuramente sarà il centrocampo a 2, ma non sta giocando bene. Molto lento, macchinoso, non sa che fare, confusionario. E ripeto, a Spagna riesce a dare tanto, nel Napoli no. Penso l'unica idea sia venderlo. Meglio venderlo, secondo me. Nel Napoli non
non è, magari Spagna proprio diventerà fortissimo, ma nel Napoli non può esprimere le sue qualità. Sei d'accordo, Valè? Secondo te Fabio Ruiz va venduto? Sì, nel senso che pietoso giocatore no, le qualità ce le ha e sono indubbie, sia fisiche che di qualità proprio di piede. Però io ho esaurito i bonus. Se grido il suo nome troppe volte vuol dire che stai facendo qualcosa in campo che non è possibile, un po' in interdizione moscia e un po' nel ritardare i tempi di gioco, quindi se non si dà una svegliata io l'ho finiti già i bonus, sinceramente. Ah, ok. Anche secondo me, se alla fine non si dà una svegliata, va venduto, almeno ricavi dei soldi e lo rimpiazzi con giocatori utili per questo Napoli. Eh. Allora, che c'è? Vediamo che domande ci fanno i ragazzi. Allora, ecco qui. Francesco Esposito, domanda strana. Se potessi scegliere un DS o un DG per il Napoli a cui dare pieni poteri, chi scegliereste? Perché anche, diciamo la verità, cosa, Giuntoli non sta portando frutti a questo Napoli. O no, Vale, sei d'accordo? Giuntoli... Giuntoli, ragazzi, è una questione strana perché nell'ambiente è molto rispettato, tutti ne parlano bene, sanno che conosce tanti e tanti e tanti giocatori che noi non abbiamo proprio idea. Però poi alla fine devi sempre confrontarti col presidente che ad un certo punto decide lui. Lui deve dare la parola finale sui giocatori e li giudica pure. Quindi sì, il giudizio su Giuntoli è un po' complicato sinceramente perché non so mai quando è una scelta solo sua, quando è insomma d'accordo con l'allenatore o con la fine della Rentis. Non saprei quale dirigente puoi chiamare, direttore sportivo generale puoi chiamare, che sia compatibile con il personaggio De Laurentiis, perché se chiami un Tare della Lazio gli devi lasciare i poteri di gestire e di fare, perché comunque ha fatto molto bene, però lo Tito si fida, faccio fare a te, anche se me ne sbagli un paio, continui a fare tu. Serve una figura strana, perché Marino, che ci ha portato dei grandi giocatori, De Laurentiis a un certo punto tu sei una figura troppo ingombrante, ne voglio uno che parla di meno e mi fa decidere. All'Udinese, scusa Valerio Marino, mi sembra che all'Udinese. Secondo me è stato quello migliore, anche Bicon non ha fatto male, però Marino è stato migliore, il migliore di tutti. Comunque sei d'accordo però che alla fine che Giuntoli non sia adatto per sto Napoli, ci sia... Non lo so, veramente non lo so se c'è. Sei incerto. Sono incerto perché alcuni giocatori, magari capito, Osimhen diventa il nuovo Mbappé e tu... È ancora tutto da vedere secondo te, è capito, presto per giudicare. quelli arrivati finora da Giuntoli, insomma, non Sì, hanno ma fatto... quello devi vedere. Cosa lo devi vedere? Come si chiama? Osimhen. quelli di quest'anno, però poi comunque è arrivato Lozano e Lozano non si può dire che è un giocatore sbagliato. Qualcuno mi dirà però Lozano l'ha voluto Ancelotti e allora ci dobbiamo sempre decidere. Quelli che portò Bicon li voleva Benitez. È complicato giudicare. È tanto da vedere, è troppo presto secondo te per giudicare. Nello. Domanda difficile da rispondere, sinceramente. Non lo so perché in quest'ambito non lo so. Se devo fare paragoni tra Giuntoli, Bicon e Marino, sicuramente è stato Marino il migliore. Però, ripeto, Giuntoli mi ha preso, ha visto Osimhen, quindi un giudizio proprio finale, non lo so. Ma c'è Non lo qualche so. dirigente che ti piacerebbe? Qualcuno a giro che adattabile a sto Napoli? Non saprei proprio. Si fa fatica in questo momento se non vedi i frutti, non vedi il lavoro, non vedi i giocatori che lui ha acquistato, cioè sul campo non puoi dare giudizi, come si diceva ora, No. non puoi dare tanti giudizi. Allora, vediamo altre domande. La Coppa Italia già ce l'hanno fatta, quante volte? Cioè, quando sembra... Ehi.
Io prenderei un Renato Sanchez, che dite? Dice il gioco napoletano. Siete d'accordo, raga? Sanchez del Borussia? Non... Renato Sanchez Sanchez. del Lille. Ah, Renato sì, Sanchez, ex Bravo, Bayern sì. Monaco. non lo conosco, non l'ho visto, non lo È un so. buon centrocampista, ma non è adatto al Napoli. Ha le qualità, ma Sì, anche a non è me non adatto mi... al Napoli. sì, sì, secondo me non è adatto al Napoli come centrocampista. Io lo conosco, l'ho visto giocare. Ha giocato anche, se non mi sbaglio, al Manchester United. Bayern Monaco sicuro. Sì, sì, Bayern Monaco e se non mi sbaglio anche al Manchester United. Eh, Locatelli si esalta solo nelle piccole, credetemi, dice Virgilio Russo. Ma non direi, perché io mi ricordo anche una partita dove segnò contro la Juventus, quale giocava nel Milan. Bisogna dire anche che adesso Grande gol. magari sia cresciuto e magari sia maturato e Ma può secondo me andare in una non, grande. sì, non è vero, perché ci ha fatto gol anche a noi Locatelli. Io mi ricordo ci fece gol pure a noi Locatelli. Quest'anno su Rigola ci ha segnato contro. Ah, sì. Comunque, secondo me ha fatto quello con le grandi. Secondo me è un giocatore che può giocare in una big. Secondo me Locatelli. Eh, Cosa ne pensate di Di Lorenzo? Per me è sopravvalutato, troppi gol subiti con i suoi sbagli. Chi L'anno parte, scorso è ragazzi? stato il mio della stagione, quest'anno discontinuo anche perché gioca sempre. Facciamo riposare un po', e magari Trovare tiriamo le un somme. sostituto all'altezza poi. Tiriamo le somme. Cioè, certamente non è un terzino chissà che, No, però non è nemmeno Teo ma Hernandez. no, no, ma non è nemmeno un giocatore brutto. No, no, è un giocatore bravo, cioè buono alla fine, non è un top e Un nemmeno buon estremo. giocatore che secondo me mentalmente non ci sta perché gioca sempre. Bisogna far riposare un po' e giocare titolare e magari tirare le somme. L'anno scorso lo aiutava Marquis sulla fascia, questo non lo aiuta nessuno. Yusai ormai è terzino sinistro, non è più terzino destro. Vale, sei d'accordo? Quello è il fatto che non ha avuto possibilità di tirare un po' il fiato. Poi se lo analizzi come giocatore in assoluto, per me il migliore terzino che abbiamo come fisicità e anche come possibilità di cross, perché Mario Rui ha un buon piede, però ti alterna la grande prestazione a dei bagni paurosi, dei buchi mentali paurosi. Usai ha dei limiti clamorosi, ma qui non è stato visto, magari poteva avere un potenziale, tanta corsa. Gulam è il migliore, ma non c'è più, e quindi Di Lorenzo resta. Non è un caso, insomma, Gattuso non lo toglie mai, perché ti garantisce comunque una certa continuità. È chiaro che ultimamente sta pagando e va nella casella della critica, perché se la dobbiamo prendere con qualcuno. Peccato, vale, perché avevamo un terzino fortissimo come Gulam, prima che si rompeva, prima che si è rotto, vi ricordate come andava a 1000, saltava l'uomo, crossava sempre, ma che terzino è. Sì, Mi sentite? Dopo l'in- sì, sì, sì. sì, dopo l'infortunio abbiamo perso un grande terzino. Peccato, veramente un peccato. Di Insigne cosa ne pensate? E secondo voi Gattuso deve andare via? La stessa... Questo è pesante. Gattuso, già abbiamo parlato. Insigne. Cioè, per me, Insigne ha le caratteristiche di un fuoriclasse, non ci sono dubbi. Deve soltanto capire, essendo capitano, deve cercare di dare carattere a questo Napoli perché lui è il capitano. E abbiamo visto che dopo la Supercoppa Insigne l'ha dovuto togliere perché voleva strafare, voleva per forza segnare e così non va bene. Così non va bene.
il suo ruolo lì, deve capire, deve mettersi in testa che deve far segnare gli altri soprattutto, e non lui. Pensi che sia un po' troppo testardo, pensa un po' troppo a se stesso, a volte cerca di fare sempre la giocata per voler segnare per forza, diciamo. Capita, sì, capita. Vale, sì. Ad Insigne manca Hamsik, ma non manca Hamsik la mezzala, manca la figura che faceva lui da capitano e quindi non doveva avere tutte queste responsabilità. Secondo me Time Paradox, benvenuto. Bloccato. Nel frattempo mi sta per prendere, sentite i rumori. Sono bellissime queste uscite che fai. Stanno arrivando tutti insieme. Ma sono automatiche, non la finiamo. Sono probabilmente ascoltatori che si stanno iscrivendo al canale e mi esce scritto e così. È troppo bello, Il problema di Insigne secondo me è quello, è che troppo avere la fascia da capitano e cercare di risolvere lui la cosa senza avere altre persone che nello spogliatoio si possano dividere l'onere della leadership è troppo per lui. Adesso che torna anche Mertens, vedrete che Insigne giocherà secondo me anche un po' più tranquillo, perché si dividerà le responsabilità con Mertens. Perché diciamo deve avere un feeling con uno che già ha giocato in quella fase lì. Anche, ma non è solamente una questione di feeling, perché poi Lorenzo è capace di inventarti la giocata, quello che fa contro la Fiorentina. Come fece quel gol col Torino. Il gol col Torino, ma il gol col Crotone, il gol con il Benevento, ma i gol, al di là dei gol che sono delle perle molto spesso, sono quelli facili che non fa. Però sono le giocate decisive, quando vede il movimento di Lozano e ti mette il pallone sul piede. Bravo, quello lì che ha fatto con la Fiorentina, mamma mia, straordinario. Quindi Lorenzo deve fare quello e non deve pensare che deve risolverla lui per forza, come ha detto anche Nello. Nello, perché Insigne è un giocatore fantastico, perché se lui gioca da Insigne e non si intestardisce tanto e aiuta la squadra, ragazzi, è un giocatore fortissimo Insigne, o no? In nazionale no? Mancini non ci rinuncia mai e lì non deve essere per forza il leader, ci sono tanti gruppetti che vengono da tutte le squadre e lui rende tutto più semplice. Io non sono d'accordo per chi dice Insigne deve andare via da Napoli perché non è da Napoli, non è adatto come capitano. Secondo me Insigne è da Napoli, cioè è un giocatore da Napoli e secondo me è giusto come capitano. Per me va bene come capitano. Ora non so voi cosa ne pensate su questo, se è il giusto capitano o no. Non so se... Pecca un po' di carisma sicuramente. Un po' di carisma pecca. Per te, vale? Se dovevi scegliere da capitano, la darei a Mertens la fascia, sinceramente. Oppure a un Koulibaly. Ma no, anche, ma più a Mertens. Io vedo più carismatico di tutti. Koulibaly è troppo buono guaglione. Ricordati che la fascia di capitano è anche quello che deve parlare con l'arbitro. Quindi ti serve uno che mantiene la calma, che mantiene il sangue freddo. Dem era capitano nell'Ipsia, però non è questo, è un giocatore che conosce bene il campionato italiano, che conosce le dinamiche e questo Insigne le conosce, solo che non si sa sempre rapportare, alle volte Van Freve perché è tifoso. Allora Zielinski potresti far capitano. No, Zielinski non ce l'ha, Zielinski si caga sotto. Sì. Io penso proprio se non ci si Insigne Mertens. Secondo te chi sarebbe quello? Sicuramente uno che la teneva bene era Cagliecon, sicuramente, perché è più figlio e Bucchino degli altri. È un ruolo delicato, ragazzi. Il capitano è tanta roba. Oltre a essere capitano, lui è anche nello spogliatoio, è tanto importante, è tanto considerato, e alle volte è una cosa anche controproducente, perché le dinamiche dello spogliatoio, ma non vorrei poi dire cose che destabilizzano l'ambiente. Quanti ne siamo?
Non lo Ma so. però che non è da Napoli, siete d'accordo che Insigne non è da Napoli? Per me Insigne è da Napoli, è come? No, Certo. questo no, non sono d'accordo che non è da Napoli, assolutamente. Perché io ho sentito criticarlo anche Insigne, se ne deve andare via da Napoli, tanti l'hanno criticato, io non sono d'accordo con questa cosa. Ah, ma questo è ogni giorno. Perché ha sbagliato magari un rigore con la Cioè, Juve o perché ha fatto... Come si fa? Dai, se tu sei un vero tifoso del Napoli, poi Insigne è anche il tuo capitano, è napoletano come noi e tu... A parte che è napoletano come noi, lui pecca proprio un però... po' di carisma proprio perché è napoletano, Bravo, però anche per comunque è un questo. giocatore di Forse qualità. Come fai a mettere vabbè, buonanotte. In discussione che è un giocatore di qualità, Insigne, perché è un giocatore di qualità. Eh. Quello non lo puoi mettere in discussione. no, assolutamente. Allora, che ci dice qua? Ecco qua. Benitez traghettore fino a giugno e poi direttore tecnico alla Bianchi, italiano allenatore giugno. Che ne pensate? Un Interessante. film. È molto elaborata come cosa, quella di Domenico, Domenico perché Padua. non credo che Benitez accetti tutta questa manfrina, sinceramente, perché lascia, secondo me, quando lui lascia un posto come quello cinese, dove comunque i soldi, eccetera, eccetera, lui vuole stare tranquillo. Non credo che venga a infiltrarsi a Napoli in questa situazione. Prima faccio il traghettatore, poi divento direttore. Secondo me è più facile che trovi una sistemazione in Inghilterra per la famiglia. La vedo complicata, quantomeno complicata. Però italiano mi piace. Te cosa ne pensi, Nello? Benitez già ho detto prima, non penso, come si è lasciato col Napoli, non penso che ritorni, nemmeno come direttore tecnico. Insomma. L'italiano è un bravo allenatore, ma non penso sia il caso nostro di averlo. Però è bravo, fa giocare bene lo Spezia. Allora, ragazzi, prima di chiudere con la live, vi volevo dire le cose riguardo la stagione. Parto sempre prima da Valerio perché ora è finito te, Nello. Allora, Valerio, secondo te il Napoli su entrambi i fronti, gli obiettivi che ora ha il Napoli, no? Perché diciamo il Napoli per lo scudetto, secondo me non c'è, non è una squadra che ora può lottare a vincere il campionato, ha perso troppe partite. Secondo me l'obiettivo del Napoli resta comunque il quarto posto. Secondo te, Valerio, il Napoli riguardo il campionato, dove può arrivare? Secondo te, dove può arrivare? Il Napoli può arrivare. Ce la può fare, la Champions League, Europa League. No, il Napoli può arrivare quarto, se la deve lottare fino alla fine con la Roma e con l'Atalanta, e capire se il Milan se ne scende un pochino, perché pagherà la condizione fisica che hanno cominciato la preparazione molto presto, potrebbe scendersene, come potrebbe risalire la Lazio che ha cominciato maluccio. Quindi il Napoli se la deve lottare per quel quarto posto, non credo più di quello perché siamo troppo in ritardo. Ricordatevi che il Napoli poi dovrebbe fare filotto, non sbagliare niente, e le altre devono sbagliare, che il Napoli è difficile che si approfitta di queste cose qua. E poi andare avanti il più possibile in Europa League, in Coppa Italia, perché Europa League secondo te non è alla portata per vincerla, no? L'Europa League? No, è troppo imponderabile, però puoi superare il Granada, che è stato è una squadra importante in Spagna, però puoi ritornare ai quarti o alla semifinale, secondo te? È una semifinale di Europa League, e vedi chi ti arriva, vedi un pochino. Coppa Italia fino alla fine, voglio dire, hai dimostrato l'anno scorso che puoi arrivare in fondo. Sono partite secche, il Napoli distrugge l'Atalanta, distrugge la Roma, perché no? Perché no? Se torna quel Napoli là, perché no? Nello, i 3 obiettivi che ha il Napoli? Allora, il Napoli sicuramente ha le carte in regola per fare terzo, quarto posto. Assolutamente. Non ci sono dubbi. L'Europa League ci credi o pensi che è difficile? L'Europa League, penso che il Napoli è tra le prime 4 di questa Europa League. Il problema nostro è l'inesperienza, ci caghiamo troppo sotto, e quello è il problema, perché il Napoli le prime 4 in semifinale ci voleva benissimo,
ma la potenzialità che ce la può pure vincere, perché parliamoci chiaro, ci sono squadre sì, ma il Napoli sulla carta, pure Tottenham, Bayer Leverkusen, queste squadre qua, ma cioè il Napoli Se la può può giocare. benissimo vincere per mettere le prime 4. Il problema è che magari può scegliere ottavi e quarti perché il Napoli gioca male, si piglia paura, quello è il problema. Per la Coppa Italia invece, la Coppa Italia il Napoli la può rivincere. Non è un abbiamo battuto prima, seconda e terza l'anno scorso, perché non ripeterci. Comunque, pure se magari battessimo lo Spezia, comunque arriveremo con Atalanta-Lazio, abbiamo giocato andata e ritorno. Ci sono 2 scontri, e poi la finale, partita secca, insomma, si può rivincere assolutamente la Coppa Italia. Ora vi chiedo, partendo sempre da Valerio, 3 acquisti e 3 cessioni che vorresti fare al Napoli. Ok, cessioni. Ciao Yusai, grazie di tutto. Ciao Fabian, così magari arriva qualche cosa di soldi importante. E ciao Manolas, vedi, è uscito. È uscito Manolas, e Gabriel Grimaldi si è abbonato, è un rinnovo. No, Manolas me lo tengo. La cessione importante, sai quale sarebbe? E lo dico con rammarico, Koulibaly, perché secondo me è arrivato al limite anche e da lui. lì investi tanti soldi, dici te. Esatto, e lì chiamo Aggiuntoli per gli acquisti, prendiamo... Non sai che sono d'accordo su sta cosa, dispiace tanto perché Koulibaly è è uno dei difensori più forti che c'è in circolazione, però se il Napoli si vuole riparare nelle posizioni in cui è in difficoltà in questo momento, deve fare una cessione importante, come stavi dicendo te. Sì. E gli acquisti anche Ospina, ciao, nel senso voglio puntare su Meret, puntiamo su Meret e continuiamo con Nikita Contini come secondo, o un giovane più esperto, sì, da me, uno più esperto come secondo che non voglia giocare anche lui, quindi puntare sul portiere, sistemare la difesa con un altro che magari cresce vicino Manolas e Rachmani. E i terzini, ragazzi, Questi tre acquisti che andresti a prendere, dato che devono essere sulle fasce sicuramente i terzini, una riserva per Di Lorenzo o più forte di Di Lorenzo, un titolare a sinistra con Mario Rui che possa fare la riserva, e va bene, il resto va bene, si può anche confermare Bakayoko se fa bene fino alla fine, è giovane, si può fare, quindi va bene così. Una punta, perché Mertens comunque c'ha la sua età, quindi questo nel futuro. Bello. 3 cessioni per me, 2 terzini sinistri, Mario Rui e Yusai, e il terzo è Fabian Ruiz. Koulibaly penso che se ne andrà, penso che è finito il ciclo con Koulibaly, e basta per il resto. Per Koulibaly me lo terrei volentieri, ma vedere al Napoli come acquisto. Emerson Palmieri piacerebbe molto, sinceramente, o Junior Firpo, insomma un terzino sinistro così. A centrocampo io non so, più o meno ci sono tanti nomi, certamente uno alla Fabian Ruiz, ma molto più veloce, ma molto che sa andare sul gioco, magari come si diceva un Locatelli. Locatelli, infatti stavo per dire Locatelli, magari sì, per sostituire magari poi se ne andrà Koulibaly non saprei, ci sono molti in lista e non saprei. Ebbene ragazzi, abbiamo finito, penso siete stati bene, mi auguro che siete stati bene. Assolutamente. Il piacere è mio che vi ho ospitato qui, come sempre. Valerio mi sembra non è stata la prima volta, cioè c'eri stato, no? Comunque ormai è esperto, lui è più esperto di me a fare live, ne capisce più di me. E niente, Nello è stato molto piacevole, mi è piaciuto come Anche a me. non solo a fare i video come con
con suo padre che ci fa pariamo fa scipazzo. Comunque anche stasera molto preciso, molto... Ma te ne fai poche di live, Nello, invece? Riguardo... live sì, ne faccio poco. No, comunque molto bene, molto... Vado molto su live reaction perché mio padre è un pazzo. Sì, le fai sempre. Cose. Siete pazzi, mi fate con la trombetta, pure. Sì. Un spettacolo. E niente ragazzi, ringrazio a tutta la chat. Ora se mi metto a di tutti i nomi finisce che rimane a mattina, insomma, Angela e tutti quanti. Insomma, tutti quelli che siete stati in chat tutti quanti, Bagaglio Cocco, Bobotta, tutti quanti. Tutti quanti. E poi ringrazio come sempre a Caffè Napoli e Nello. Ci vediamo Nato Iurn. Buonanotte a tutti, voglio. E come sempre, forza Napoli. Buonanotte, voglio. Sempre. E botta. No, puoi chiudere. Botta. Puoi chiudere, non c'è...